non è così semplice mettersi d'accordo prima, lo spiego, i relatori parleranno lì, i saluti istituzionali invece da qui. Però Caner, se ti distrai, non è che lo posso ripetere 2 volte. Una volta si diceva signore e signori, oggi si dice a tutte e a tutti, ma la formula è la stessa, il saluto e il benvenuto è per tutti. Parleremo di volontariato, il titolo impegnativo, spessore individuale, forza collettiva, le nuove sfide. Posso anche toglierla perché sono da sola. Le sfide sono tanto, buongiorno Presidente, e sappiamo anche quanto fa e quanto dà il volontariato. Abbiamo visto la pandemia, la stiamo ancora da pandemica, dicono i professionisti, sta diventando endemica, ma insomma ci stiamo convivendo. La guerra, questa proprio non ce l'aspettavamo, non ci voleva, ha creato ulteriori problemi e intralci, e però dove ci giriamo vediamo dei volontari attivi e attivarsi, perché c'è il Giro d'Italia che arriva e voglio vedere io quelle pro loco e quelli dello sport, perché c'è la cultura, ripartono gli appuntamenti, perché c'è l'ambiente, c'è chi si dà da fare e parecchio per l'ambiente, e poi ci sono anche tante altre cose, i servizi per chi non sta bene, per chi ha delle disabilità, per i bambini, per farli giocare, perché le famiglie sono sempre più di corsa. E comunque qualcosa è cambiato in questi mesi, tanto che si è sentita appunto l'esigenza di promuovere questo incontro sia da parte del consorzio delle Proloco del quartier del Piave che dall'Umpli del Veneto, e abbiamo anche la presenza poi del presidente nazionale. Io mi permetto di fare soltanto un'altra citazione, perché poi hanno organizzato qui un panel di relatori non solo competenti e qualificati ma anche interessati, perché alcuni sono del territorio, e interessanti per quello che ci diranno, per le loro esperienze e per la loro sapienza. Il problema è un po' anche quello delle carte, della burocrazia, lo sappiamo, per il volontariato e per l'associazionismo. Vi dicevo una citazione perché 2 anni fa, il 7 febbraio del 2020, quando eravamo borderline su quella cosa che succedeva in Cina e non sapevamo quanto e come sarebbe arrivata da noi, e poi invece è esplosa, c'era stata l'inaugurazione di Padova Padova capitale europea del volontariato. Un po' non ce ne ricordiamo più forse, perché tutti quegli appuntamenti a cascata e a valanga che c'erano sono stati un po' cancellati, un po' diluiti, un po' saltati. Però c'è stato il Presidente della Repubblica lì. Mi permetto di citare soltanto 2 capoversi del suo articolato discorso. Dice Mattarella: il volontariato è una energia irrinunciabile. Lui ha detto irrinunziabile, ma io non sono il Presidente della Repubblica, e quindi il volontariato è un'energia irrinunciabile della società, un patrimonio generato dalla comunità che si riverbera sulla qualità delle nostre vite, a partire da coloro che si trovano in condizioni di bisogno o faticano a superare ostacoli che si frappongono all'esercizio dei loro diritti. La generosità espressa dai volontari è frutto di una scelta della persona messa di fronte a sfide e talvolta anche a emergenze che la vita delle famiglie e delle comunità ci presenta. Ecco, io credo che dentro a questi 2 capoversi ci sia davvero l'essenza di quello che, con un grazie anche da parte mia, vogliono fare, intendono fare le associazioni, i volontari, le Proloco. Oggi quindi, per affrontare i tanti temi, come vi dicevo, grazie al consorzio delle Proloco del quartier del Piave e al comitato regionale dell'Umpli, che ringrazio anche per avermi invitata qui ad essere presente a moderare questa conversazione tramite Adriana Rasera, ascolteremo questi relatori. Ve li presento subito e poi, in favore di stampa, di telecamera, perché siamo anche in streaming, quindi saluto chi ci segue in diretta, chiederò a tutti voi relatori, una volta che vi ho presentato, di alzarvi, così ci potrà essere una foto comune, dato che poi vi avremo qui al tavolo uno alla volta. Avremo Andrea Favaretto, che è direttore dello studio Sintesi della CGA di Mestre, la parlamentare Angela Colmellere, che dovrebbe essere con noi, dov'è? Non c'è? È in arrivo, è anche sindaco di Miana, ma insomma adesso la recuperiamo. Marco Ferrero, portavoce del Forum del Terzo Settore del Veneto, benvenuto. Paolo Tomasini invece, che è docente universitario, esperto nella pianificazione e valutazione delle politiche sociali. Poi ancora Bruno Barel, qui definito giurista, ma insomma un sacco di altre cose, molto altro. E Nino Laspina, presidente nazionale dell'Umpli, l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia.
Farà un passaggio qui da noi, ne siamo onorati, anche Erika Stefani, che è il ministro per le disabilità. Ieri era a Belluno, dove ha parlato dell'accessibilità della montagna per i disabili, e oggi ci porterà una sua esperienza. Prima però di cominciare il dibattito abbiamo anche i nostri saluti istituzionali, a partire da chi ci ospita, quindi insomma dal padrone di casa, Carlo Antiga, che è il presidente della Banca Prealpi di San Biagio. Lascio qui il podio per i saluti istituzionali. Buongiorno a tutti, il mio vuole essere soltanto un piccolo saluto che viene portato dal Consiglio di amministrazione, dal collega Nicola De Stefani che è qui con me e dalla Direzione Generale di Banca Prealpi San Biagio. Un saluto chiaramente a tutti, abbiamo sentito le autorità e chi verrà qui sul palco dopo, e a tutti i rappresentanti delle associazioni e del volontariato, che vedo anche appunto numerosi. Diciamo che il tema di oggi è molto interessante, è un tema che quando ad esempio si va così anche nelle varie comunità, la presenza o meno del volontariato esprime proprio, è un indice, diciamo così, di vitalità, un indice di forza. Quindi possiamo dire proprio che il volontariato esprime è uno strumento di misura per capire anche il grado di civiltà, di forza e di dinamica di quella comunità che lo esprime. D'altronde anche lo sappiamo, insomma, il volontariato esprime quell'elemento di sussidiarietà che viene anche riconosciuto dalla Costituzione, e quindi la sua presenza è proprio un vero e proprio collante fra il mondo dei bisogni, il mondo dell'aiuto, il mondo della valorizzazione culturale e locale, e quindi è una realtà che crea proprio un elemento di unitarietà all'interno di una comunità. Il rapporto di vicinanza tra Banca Prealpi San Biagio e il volontariato è, diciamo così, non soltanto storico, consolidato e anche riconosciuto, ma è proprio un elemento fondamentale, io credo, di cui noi ci pregiamo veramente da molto tempo di avere. Proprio ieri qui abbiamo fatto l'assemblea dei soci Banca Prealpi San Biagio, e il nostro compito non è soltanto quello di dare un sostegno economico locale, ma è anche quello di lavorare bene per poter destinare una parte del nostro utile a quello che è un elemento fondamentale, io credo, nella nostra comunità, appunto l'associazionismo e il volontariato. E ieri abbiamo voluto esprimere un messaggio molto importante: destinare 3 milioni dell'utile di esercizio alla voce appunto di erogazioni liberali e beneficenza. Io questo credo sia un messaggio forte che vogliamo dare di fiducia e di vicinanza a questo mondo, soprattutto proprio perché veniamo da un periodo difficile, un periodo che purtroppo continua ad essere difficile per colpa appunto di questa disgraziata guerra tra la Russia e l'Ucraina, ma io credo che questo sia un messaggio che vogliamo dare di fiducia e di speranza al nostro territorio. Io credo che credo sia importante proprio avere questo rapporto fra gli elementi di forza che rappresenta la nostra territorialità e quello che è proprio la disponibilità. Se il volontariato non ha disponibilità è difficile che questo possa anche esprimersi. Io credo che noi ci siamo con questa espressione di volontà, e credo che tutti quanti devono fare la loro parte. Ecco, io credo che questo sia una cosa che vogliamo dire forte, ma che credo che anche il mondo del volontariato possa apprezzare per quello che è il nostro contributo che vogliamo dare. Quindi buon lavoro, buona giornata. So che i temi sono importanti e anche ci sono relatori molto, molto qualificati, e quindi auguro a tutti un buon proseguimento di giornata. Grazie al Presidente Carlo Antiga. Dunque ha sottolineato l'importanza dell'unitarietà e certamente ce l'ha anche detto, 3 milioni di euro, insomma. È una certa cifretta per questa località. È località presieduta da un sindaco, il sindaco di Tarso, Vincenzo Sacchetta, che chiamiamo al podio per un saluto. Grazie anche al sindaco per questa presenza. Poi devo dire che è bellissima Tarso, il panorama è meraviglioso. Buongiorno a tutti.
Un grazie innanzitutto a Banca Prealpi San Biagio che ci ospita. Noi qui a Tarso abbiamo la fortuna di questo auditorium e quindi manifestazioni e occasioni come queste di confronto ci fanno piacere e fanno bene alle nostre comunità. Un benvenuto anche a tutti i relatori, ma soprattutto un grazie alle Proloco, del quartiere del Piave, alle Proloco Venete, per aver organizzato un convegno che si basa su delle problematiche che in questi ultimi anni, anche se forse negli ultimi 2 sono state un po' dimenticate, adesso che riprenderanno. Sì. Non è un problema, lei sa che c'è quella cosa piccola così, no? Che basta mettere silenzioso. Ecco, vi chiedo di farlo perché può succedere qualche volta che si apra qualche Dobbiamo cosa riprendere d'improprio. quello che ci siamo lasciati 2 anni fa, anzi 2 anni e mezzo, quindi un riprendere le nostre attività, le attività del volontariato, delle associazioni, delle Proloco, e quindi riprendere le attività vuol dire anche per chi organizza manifestazioni dover imbarcarsi anche su tanta documentazione, su tante regole da rispettare, e quindi oggi penso sia un momento di confronto soprattutto per gli addetti ai lavori, per far capire che volontariato vuol dire anche cercare di agevolare questa gente che all'interno delle nostre comunità cerca di dare un qualcosa gratuitamente durante il proprio tempo libero, e cerchiamo quindi di agevolare e facilitare il loro lavoro. Penso che l'obiettivo di oggi sia proprio cercare alcune soluzioni, perché penso sia difficile trattare una manifestazione come trattare un'azienda, quindi con piani di sicurezza, piani anti-Covid, responsabili di sicurezza, responsabili antincendio e quant'altro, anche se dobbiamo comunque mettere sempre in sicurezza chi lavora, gli ospiti che vengono a queste manifestazioni. Però il messaggio penso che tutti quanti noi che vogliamo dare è: cerchiamo di agevolare e avvicinare la gente al volontariato e magari non così allontanare, specialmente in questo ritorno alla normalità. Vedo qui il Presidente nazionale e do il benvenuto. Niente, il mio è un caloroso saluto da parte della comunità tarzese, una comunità che si trova all'interno delle colline Patrimonio Mondiale dell'Umanità. All'interno di queste colline non c'è solo un paesaggio, non c'è solo un patrimonio paesaggistico, ma c'è un patrimonio che è fatto dalle persone. Queste persone che danno tanto alle nostre comunità, dobbiamo cercare di agevolare appunto il loro lavoro e cercare di tutti insieme costruirgli un percorso perché possano dare ancora tanto alle nostre realtà e far crescere ancora di più il nostro Veneto. Vi ringrazio tutti e vi auguro un buon lavoro. Grazie al sindaco Vincenzo Sacchetta che non per fare una citazione sanremese, ma insomma ha messo il dito nella piaga e ci ha fatto capire che sì, si riparte, però ci sono un sacco di carte da fare. Anche il Comune ha già sollevato le sopracciglia, sì, di questo parleremo perché è necessario farlo. Federico Caner è l'assessore regionale al turismo, un sacco di cose, però insomma è qui e starà qui con noi credo per un po', perché ha una giornata un po' piena, però siamo felici di ospitarlo. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto saluto i relatori, ma permettetemi di ringraziare in primis il sindaco e anche ovviamente il presidente Carlo Antiga della banca, perché ci ospita, siamo a casa sua, e poi permettetemi di ringraziare anche Maria Pia Zorzi, che insomma abbiamo una fior di moderatrice qui, ecco, quindi i convegni si vedono anche dai moderatori. Non t'ho pagato, che sia chiaro. No, assolutamente. No, Ma siamo detto... un po' in amicizia qui e sono sì, felice sì. che sia così. Pensate, c'è una carrambata incredibile. Rivedo dopo non so quanti decenni una mia compagna di scuola che è lì e che si occupa di volontariato e che, siccome lei, coetanea, è andata in pensione, se ne occuperà ancora di più. Giusto? Ecco. Ma è sempre così, quando si va in pensione infatti una delle cose è poterlo fare il Vedo volontariato. qua l'avvocato Barel che non vuole andare in pensione, ma lavora sempre di più, non smetterà mai. Va bene, finiamo le carrambate. Adesso torniamo seri. No, devo dirvi, ho una giornata un po' impegnativa, purtroppo dopo vi devo lasciare, ho un importante impegno anche qui vicino a Falla di Soligo, alla latteria Soligo, perché oltre che occuparmi di turismo mi occupo anche di agricoltura, ma con le Proloco, dato che sono assessore al Proloco, ringrazio, vedo qui l'amico ormai Antonino Laspina, oltre a Follador, insieme collaboriamo su tante iniziative, ma tu sai l'importanza anche del settore enogastronomico, anche proprio per il tema relativo alle Proloco e non solo. Proloco, che è un'associazione di volontariato, come sapete meglio di me,
il professor Barel ci potrebbe dire istituita con contratto privato, no? E quindi tra singoli cittadini per sviluppare quelle che sono le forme anche attrattive turistiche di una comunità, e questo è quello che fa. Non è un caso che noi la possiamo anche definire come un'associazione turistica di volontariato, e nasceva proprio così. Ben nel 1881 a Pieve Tesino nasceva, come me la sono segnata, prima forma associativa simile ad una proloco contemporanea, e si trattava di un comitato denominato Società d'Abbellimento. Ecco, questo era lo scopo, cioè abbellire, rendere un territorio attrattivo non solo dal punto di vista turistico, ma anche, diciamo, anche per i cittadini che ci vivevano. Quindi questo è un po' lo scopo. Però la cosa che interessa di più a me sottolineare dell'aspetto delle Proloco è il modello di integrazione e di inclusione sociale che oggi rappresentano. Sicuramente per noi a livello regionale le Proloco sono un braccio, io lo chiamo un braccio operativo, che ci consente di sviluppare il territorio e tra l'altro con Regge Regionale l'abbiamo proprio disciplinato, previsto, e in aiuto al sostegno turistico. Penso ai tanti uffici IAT di accoglienza turistica sul territorio che vengono gestiti dalle Proloco. Però a me piace sottolineare l'aspetto sociale delle Proloco, cioè il fatto che siano proprio un modello di integrazione tra giovani. Guardate, ieri ero a un convegno, il convegno dell'AIGA, dei giovani avvocati, l'associazione dei giovani avvocati, quindi un altro corpo intermedio importante, e chiamai proprio il professor Barel, che è qui davanti, no, perché giustamente non essendo un giurista, per avere un po' una panoramica anche di questo mondo e di cosa significano queste associazioni. E lui, tra le tante cose, mi ha detto una frase interessante, mi ha detto l'associazionismo è importante perché non si cresce mai in maniera isolata, ma si cresce insieme. Ecco, questa cosa qua io la vorrei riportare anche alla tematica delle Proloco, perché è così. Le Proloco significa mettere insieme delle persone, giovani e meno giovani, quindi anche la possibilità di mettere insieme in connubio anche generazioni diverse, quindi trasmissione anche di valori molto importanti, e la possibilità di mettersi insieme, lavorare, collaborare, quindi il senso del dovere, il senso dell'amicizia, della solidarietà, del crescere insieme. Questo penso sia l'aspetto più importante che le Proloco fanno sul territorio. Lasciamo stare poi che per noi diventa un valore aggiunto, come vi dicevo, perché come con legge regionale abbiamo dato anche un vestito proprio turistico e di attrattività turistica, e come abbiamo visto e vi dicevo, nascono così le Proloco, no? Con la volontà di attirare, di accogliere su un territorio, di abbellirlo, di far conoscere tutto ciò che quel territorio crea e produce, quindi anche senso di identità culturale che è importante. Ecco, però l'aspetto sociale in questo momento, in un momento, se mi permettete, anche di difficoltà, le pandemie, la guerra che stiamo vivendo adesso, trasmettere ai giovani questo segnale è fondamentale. Abbiamo visto cosa sono significati 2 anni dove i nostri ragazzi non potevano andare a scuola, studiavano, no, tramite computer di fatto, quindi tutto il sistema online, per carità, bello, positivo, tra l'altro ha permesso anche a questo paese di crescere dal punto di vista del sistema digitale. Come regione abbiamo anche investito molto su questo, però si è persa un po' quelli che erano i valori del contatto sociale, no? Che sono quelli, come diceva giustamente il professor Balai, che ci fanno crescere insieme, e questo ritorno è molto importante. Quindi, per chiudere, io ringrazio anche l'onorevole Colmerlere, che è qua in prima fila, per un altro aspetto, e chiudo veramente, che è quel lavoro, quel progetto di legge disegno di legge che state portando avanti di semplificazione normativa. Noi abbiamo bisogno di questo. Qua abbiamo qualche caso di qualcuno che sappiamo bene cosa è successo in passato anche in questo territorio qui vicino, alcune situazioni che mettono in difficoltà i nostri volontari e i nostri presidenti con delle grandi responsabilità, quindi abbiamo bisogno di meno burocrazia, in primis, quando si organizzano feste sul territorio, sagre, concerti, tutto ciò che le Proloco fanno, e abbiamo bisogno anche che i nostri volontari siano tutelati, perché non possono rischiare di lavorare gratis, quindi mettere del proprio tempo, anche delle risorse economiche, e poi rischiare anche del proprio. Questo è molto importante, quindi ringrazio anche chi sta lavorando in merito anche sul supporto e sostegno territoriale, proprio per modificare la norma e concederci a tutti di poter lavorare con più serenità.
Io ho finito. Grazie buona giornata a Federico tutti. Caner, che ci ha ricordato che è un modello di integrazione e inclusione sociale. Sono state citate poco fa la DAD, la didattica a distanza, le chat. Allora è vero, perché alcuni ragazzi magari che sono rimasti chiusi, e purtroppo abbiamo esempi di depressione che sfociano anche in atti estremi, magari sono convinti di far parte di un'associazione perché sono dentro a una chat che vede un certo film, una certa serie su una piattaforma streaming. Beh, non è proprio un'associazione quella, è una questione diversa, forse ne parleremo. Roberto Franceschet è il presidente del Consorzio Proloco Quartier del Piave, un altro che è a casa sua. E a proposito si è detto di molte manifestazioni, ho letto giovedì su un giornale, su un quotidiano locale, io sono di Treviso come voi, quindi della Marca, che da oggi alle prossime settimane e mesi sono 500 gli eventi organizzati nella Marca dalle Proloco e dalle associazioni, 500, quindi è una cosa spaventosa. Presidente Franceschet. Sono un po' emozionato di vedere tutta questa gente. Vi ringrazio, diciamo, le autorità, ringrazio i partecipanti, ringrazio i presidenti Proloco, ne vedo diversi. Questa idea nasce un po' dalla mia anima di presidente di Proloco a terra. Allora abbiamo avuto nel corso degli anni delle grosse amicizie, tipo il consulente fiscale Moschetta, tipo il consulente, diciamo, per quel che riguarda l'aspetto tecnico, Mauro Canal, e assieme abbiamo pensato, con Giovanni, presidente dell'Umbri, abbiamo pensato di mettere in piedi questo convegno, che inizialmente io volevo proporlo come un convegno per un po' risvegliare non quanto la legge, che siamo consapevoli che le leggi non si possono modificare, ma quanto un rapporto che abbiamo noi presidenti che lavoriamo 8 ore in fabbrica, che nel ritaglio di tempo da mezzogiorno alla ripresa o alla sera svolgiamo questa attività, e dove dobbiamo confrontarci con la burocrazia, dobbiamo confrontarci con l'impiegato comunale che ha i suoi impegni e le sue cose, si che diventa una corsa. Allora, perché non svegliamo? Allora questi amici che ho menzionato prima, diciamo, hanno voluto dare questo taglio professionale, ed è giusto così. Però il mio appello è un po' questo, di trovare un qualcosa che si interponga tra un presidente di un'associazione, che non sono solo Proloco. Basti pensare agli alpini, basti pensare a tutte le altre associazioni che hanno tutte queste grosse difficoltà, che si trovano di fronte a compilare delle carte da mezzogiorno all'1 o dalle 7 di sera a oltre. Questa è la nostra difficoltà. Io faccio parte dell'Umbri da tanti anni, da 30 anni, sono stato un po' il promotore di certe manovre. Le associazioni di categoria hanno costruito un sistema. Sono un grande fiducioso e stimatore dell'Umbri nazionale, l'Umbri Veneto, che è stato precursore di certe robe. Polizza di assicurazione, l'assistenza legale, tutte le cose importanti. Ma il povero presidente ha queste difficoltà. Ha bisogno di trovare una sorta di interlocutore tra lui e l'amministrazione, perché a fare le carte è un impegno. Questo è l'aspetto. Si è arrivati a Tarso non quanto perché Tarso è più bello del nostro paese, perché noi Proloco, noi associazioni, abbiamo un legame con questa banca. Questa banca è sempre stata sensibile e lo ha dimostrato sull'ultimo bilancio. Ragazzi, guardate che 3 milioni è una roba enorme. Non voglio dire cosa riconosce la regione alle Proloco, ma se noi altri Proloco del territorio non abbiamo banca Prealpi, andiamo in difficoltà. Questo è quanto, ringrazio tutti e buon proseguimento. Grazie Franceschet, anche lui ha messo
Come dicevamo, il dito nella piaga, vedevo molti cenni di assenso da parte di suoi colleghi, con tutta evidenza. Le leggi comunque, Franceschetta, si possono anche cambiare, con un po' di pazienza, ma si cambiano. Certo serve questa interlocuzione e interlocutore con le amministrazioni, e serve anche un interlocutore magari digitale, e quindi è una questione un po' intergenerazionale, avere chi è pratico di speed, eccetera, eccetera, perché adesso si fa tutto online. Non può mancare il saluto, dove eccolo lì in piedi, del presidente regionale dell'Umpli Veneto, Giovanni Follador. Eccolo, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, io ho colto, come diceva Roberto, questa che è un'iniziativa sua, è giusto anche riconoscere chi ha avuto l'idea di questa riflessione sul volontariato, sul ruolo, sulle problematiche che ha nella nostra società oggi. E anche perché adesso noi viviamo un momento importante, noi stiamo uscendo, e lo speriamo, dalla pandemia, ma stiamo anche organizzandoci e lavorando per entrare a pieno diritto e a pieno titolo nella riforma del terzo settore, nel registro unico del terzo settore, dove anche questo apre tutta una nuova prospettiva, tutta una nuova organizzazione che noi ci stiamo dando, e siamo, grazie al Nucleo Nazionale, ringrazio la presenza il nostro Presidente, in prima fila anche su questo, anche rispetto a tante altre associazioni. Noi ci confrontiamo anche nel territorio con altre associazioni e dicono che ancora non sa neanche tutti questi passaggi nuovi che si sta facendo, e di questo devo ringraziare, perché questo dà grandi e grosse opportunità alle Pro Loco, ma anche a tutto il mondo del volontariato, che finalmente viene riconosciuto e viene portato avanti, perché una società senza anche viva come la nostra, dove i volontari, pensiamo anche a questi nostri territori, sono l'anima di tante iniziative, di tante attività. Noi abbiamo, e io ringrazio, il mio intervento di saluto e quindi anche di ringraziamento di chi è presente, oltre che gli illustri relatori. Voglio ringraziare, è già stata citata l'onorevole Angela Colmellere, che siamo stati, grazie a lei, insieme 2 giorni fa al Parlamento a presentare una grande iniziativa che viene fatta in questo territorio, che è la Primavera del Prosecco, con tanti illustri ospiti, ma soprattutto quello che è stato già detto, il fatto di aver provato, e noi ci auguriamo che vada a buon fine, una proposta di legge, perché di questo abbiamo bisogno, di semplificazione per tutte le nostre attività. E bisogna che il mondo della politica si metta a tavolino, non va bene si modifichi pure sta legge in qualche modo, ma questi sono i problemi, come ha sollevato Roberto Franceschetti, che noi oggi abbiamo, la grande burocrazia, la grande difficoltà in ogni nostra iniziativa. È chiaro che il richiamo era anche un po' di Roberto anche all'Umpli, ma che noi su questo ci stiamo molto organizzando nel dare servizi alle Pro Loco, e lo facciamo grazie anche al sostegno che da sempre abbiamo della Regione Veneto, e ringrazio Federico Caner che ci è estremamente vicino e con il quale collaboriamo costantemente, e noi ci auguriamo che continui, ma sicuramente continuerà. E l'incontro con l'illustre relatore di oggi, di alcune riflessioni, penso che ci possano essere utili a tutti, e che quindi io sono sempre stato un po' con Roberto, ogni tanto ci confrontiamo. Lui ha sempre un animo, qualche volta è sempre in prima linea, ma un po' pessimista. Io sarei un po' più ottimista. E io sono convinto che le Pro Loco, ma tutto il mondo dell'associazionismo, grazie anche a queste riflessioni fatte assieme, possa andare avanti e possa essere protagonista sempre di più nella società. Grazie. Grazie a Giovanni Follador.
per il suo impegno. E dunque siamo nel momento della ripartenza, come ha ricordato proprio Follador, ed è indispensabile una riflessione che adesso faremo assieme ai nostri relatori, anche con questo accenno della riforma al terzo settore. E per cominciare invitiamo e diamo la parola ad Andrea Favaretto, che invito a sedersi qui. Lui ha le sue slide, ha il suo racconto da fare. Lui è direttore dello studio Sintesi della CGA di Mestre. Ogni settimana la CGA ci dà dei numerini, ciao Federico, dei numerini e delle situazioni interessanti. Quella di oggi è che le aziende del Veneto avanzano dalla pubblica amministrazione 5 miliardi. Ecco, così la buttiamo lì, sempre per facciamoci sempre mai una buona notizia non ci date, non capisco. Allora, Favaretto, l'impatto sociale e economico delle Proloco. E non solo. E lì c'è il microfono che però bisogna avvicinare, sì. Questo, e noi stiamo a distanza di sicurezza. Bene. Intanto, prima di iniziare, volevo anche io ringraziare un po' tutti, ringraziare il Presidente e tutto il mondo delle Proloco, del volontariato che qui è presente e anche quello istituzionale. Allora, solitamente quando si fanno questi tipi di analisi bisogna pensarla un po' alla grande, bisogna avere una visione, perché quando si parla di volontariato si parla non solamente di corpi intermedi, perché sento parlare di corpi intermedi, come possono essere ad esempio la CGA è un corpo intermedio, un'associazione di categoria, ma per me i corpi intermedi è un termine un po' riduttivo, nel senso, vi ricordate al liceo si studiava la differenza tra la filia e l'agape, no? La filia era l'associazione, l'agape invece era l'amore. Quel posto in cui avveniva un contatto stretto, un rapporto stretto tra dei soggetti. E qui io credo che ci troviamo in una situazione di agape e non di filia. E poi vi farò vedere sulle statistiche, non solamente quantitative, ma anche qualitative. Non parlerò solo di Proloco, ma all'inizio parlerò di volontariato. Non mi interesserà, anche se farò vedere nelle prime slide, anzi andiamo subito, su quelle che sono le istituzioni, i contenitori. Attualmente c'è un nuovo censimento da parte dell'Istat che è partito a marzo e si concluderà fra pochi mesi sulle istituzioni no profit. E questi sono i contenitori, sono 36.634 istituzioni no profit censite. In Italia, stiamo dando numeri nazionali. Sì, dato nazionale. Censite nel 2019, la serie storica da quando si è iniziato ovviamente a censirle, vedete che c'è stato un aumento anche considerevole, un più 20,4%. Queste danno 800 lavoro a 862.000 dipendenti, però vedete l'altro, quello in nero, l'86% di chi opera in queste istituzioni non ha dipendenti, cioè la maggior parte lavora, si attiva, come ho usato il termine, sì, si attiva nel territorio in maniera gratuita. Vedete che ci sono 61 istituzioni per 10.000 abitanti, vuol dire che c'è una diffusione molto alta a livello ovviamente territoriale. A me questo non interessa, a me interessa questo, perché tante volte quando si fanno questi, non solo in questo caso, ma quanto cuba, si dice così in termini anche tecnico-economico, quanto cuba il volontariato? Sempre studi un po' particolari, elaborazioni particolari, ci dicono che ci sono 7 milioni di volontari in Italia. Vedete che un italiano su 8, con età superiore ai 14 anni, è un volontario. 4 milioni di questi opera su strutture organizzate, 3 milioni non opera su strutture organizzate. Vedete poi c'è anche la differenza di gender, maschi un po' più prevalente, 13,3%, 12% le donne, 22% sono laureati e poi vedete un attimino la distribuzione, ovviamente
65 anni sono quelli che operano ovviamente maggiormente, però c'è anche una grossa presenza tra i 15 e i 34 anni di giovani. Vedete che non è poco. Questo per dire che anche i giovani sono interessati, diciamo che il volontariato riesce a catturare anche i giovani. Dove sono presenti? Okay. Vedete che la maggior parte sono presenti nei nostri territori. Queste sono statistiche, cioè sono fornite dall'Istat anche queste, un po' particolari. 16% sono localizzati nel nord-est, il 13,14% nord-ovest, centro 13,4% e così a seguire. Dove sono attivi? Vedete la maggior parte, diciamo, non nel settore, opera e aiuta attività religiose, 23,2%, attività ricreative e culturali, sanità, assistenza sociale e protezione civile. Ecco, un'altra cosa, vedete un'altra statistica, e questa secondo me è proprio quella più dirompente, 126 milioni di ore gratuite all'anno. 126 milioni di ore gratuite, tanto per fare un attimino i conti della serva, vuol dire 5 Fiat Stellantis, 5 che ogni anno, okay, operano sul territorio, non solo con le Proloco, con tutte le attività. Le ore medie sono 20 ore di volontariato. L'anno. Parlo della media, il pollo. Dopo c'è quello che fa di più e quello che fa di meno e quello che non fa nulla. Okay? Attenzione, quando cosa è che fanno? Le motivazioni soggettive, già tutti gli elementi che sono già intervenuti prima da parte di Caner, da parte dei presidenti. Ecco, qui le vedete tutte, le vere motivazioni. Ci sono delle motivazioni, ovviamente quelle soggettive, perché il volontario va perché crede nella causa sostenuta dal gruppo. Ecco l'elemento di comunità, di gruppo. Ecco uno degli elementi principali che a mio parere è da tenere in considerazione, soprattutto in questo periodo. Per dare un contributo alla comunità, per seguire le convinzioni, per stare con gli altri. L'urgenza di far fronte, scusate se sono prolisso, dopo andrò un po' più veloce, ma questa è la crema del tutto, questa è l'essenza. L'urgenza di far fronte ai bisogni lo svolgevano i suoi amici per valorizzare le sue capacità, per arricchimento professionale, per esplorare i punti di forza e mettersi alla prova. Okay? Per quello dicevo prima, dopo se guardiamo le ricadute personali, si sente meglio con se stesso, ha allargato la sua rete di rapporti sociali, ha cambiato il modo di vedere le cose, vedete che c'è anche un elemento psicologico, non c'è solamente un elemento sociale, c'è anche un elemento psicologico che riguarda l'essere. Certo. E così. Allora qui vedete perché prima ho detto che non sono corpi intermedi, a mio parere, questa è una mia... Qui non c'è figlia, o per meglio c'è anche figlia, ma c'è molta agape. Qui c'è elemento di comunità, ma c'è anche molto a livello personale, l'essere, l'io, ok? C'è molto elemento di gratuità, il che vuol dire che siamo, ha usato Caner prima il termine bene, no? Il bello, bene, bello, il vero, sono i tre elementi dei valori di Platone. Ritorniamo sempre alle origini, chiuderò col discorso delle origini. Qui dentro, con il volontariato, ci sono le tre motivazioni personali, collettive, che fanno sì che un essere umano viva in una comunità. Bene, adesso vado un po' sulle Proloco perché mi è stato chiesto. Allora, noi abbiamo fatto uno studio anche come quello dell'Istat che ci ha messo 4 anni, io ho dato alcuni scorci, poi ci sono tutti ovviamente gli studi dell'Istat. Qualche annetto fa con il presidente e con tutto il gruppo regionali delle Proloco ha detto Andrea, riusciamo a dare una statistica, visto che non esisteva, quanto vale le Proloco, il sistema delle Proloco a livello nazionale. Vediamo un attimino quello che è possibile fare. Dopo 2 anni siamo riusciti ad arrivare a una pubblicazione
varie presentazioni, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri e quant'altro, però siamo arrivati a una pubblicazione edita, e chi volesse poi eventualmente anche comprarla, edita da Marsilio, vediamo se magari riesco anche a farvela vedere, ecco, questa qui, vedete, in cui ovviamente c'è di tutto e di più, sia in termini quantitativi ma anche in termini qualitativi. Siamo riusciti, nonostante ovviamente il fatto che partivamo da zero, non c'era una metodologia, non c'era assolutamente nulla, c'era tanto lavoro fatto, però nessuno è riuscito mai a fare un censimento a riguardo. Aggregare. La metodologia la faccio vedere velocissimamente, ok? E andiamo subito a noi. Vedete che le pro loco in Italia adesso sono un po' più calate causa Covid, ovviamente hanno avuto, ma di pochissimo, ok? Le pro loco poi vediamo che sono riusciti a tenere nel periodo del Covid, anzi alcune, soprattutto che operavano in certi tipi di attività, invece si sono più irrobustite. 6.200 pro loco, vado qui un po' più veloce, la presenza, questi sono indici di densità ovviamente demografica e territoriale, vedete che ovviamente l'indice è molto alto, io le definisco le pro loco un po' come i preti o i carabinieri, almeno una pro loco su ogni comune più o meno, no? Okay? Questa però fa capire l'importanza della pro loco all'interno della comunità in cui opera. E qui veniamo un po' ai numeri. Vedete, a me piace molto soprattutto i due centrali, 600.000 soci, 300.000 ovviamente volontari attivi, il che vuol dire che più o meno cuba 1 milione di persone che si muovono. Vedete qui abbiamo fatto anche qui una valutazione, vedete un attimino che 25 milioni di ore, se voi pensavate a quel discorso fatto prima, parlavamo ovviamente, praticamente un quinto più o meno lo svolgono le pro loco. Okay? Vedete qui un attimino quelli che sono tutti gli eventi realizzati, non sono solamente le sagre, ovviamente voi, qui inutile che discuta perché voi sapete benissimo, anzi forse meglio di me, le attività che fate. Le sagre, 20.000 eventi, 48 milioni di partecipanti, altri eventi che poi darò qualche numero, 90.000 altri eventi, 40 milioni di partecipanti per un totale di 110.000 eventi all'anno per quasi 90 milioni di partecipanti. Provate a pensare cosa vuol dire, cioè più o meno noi siamo 60 milioni, un po' di più, un po' di meno, provate a capire che più di una persona è andata a un evento di una pro loco. Gli eventi organizzati, dicevo, queste sono le percentuali sul totale ovviamente delle pro loco, il 70% delle pro loco fa sagre e fiere. Però non solo, poi qui vedete, potrei fare qui ho messo quelle principali, potrei riempire 4 pagine, comunque va dalle passeggiate organizzate, dalle mostre d'arte, della presentazione dei libri, seminari e convegni, cioè vedete la diffusione anche delle materie trattate, ok? Cioè vuol dire che chi ha nel suo interno una capacità, una professionalità, la dona. Vedete poi invece quello che gestisce, perché la pro loco poi in alcuni casi gestisce dei servizi, sicuramente sul discorso di informazione turistica, quasi il 60% fa anche attività di informazione turistica nei territori, soprattutto ovviamente nei piccoli comuni, musei, sito storico-archeologico, biblioteca e via dicendo. Vedete qui interventi a sostegno, si parlava prima di solidarietà sociale, un altro numero, 60%, però vedete che ci sono anche molte attività culturali, per quello dicevo prima professionalità, cioè la pubblicazione, la presentazione di libri non è, vuol dire che bisogna avere anche un certo tipo ovviamente di preparazione. Il finanziamento, vedete che la maggior parte è autofinanziamento, il presidente prima del consorzio parlava, qui un po' per capirci, parlava di autofinanziamento, però finanziamento anche di contributi, vedete che ovviamente in questo caso è un caso eccezionale, complimenti a proposito per lo sforzo fatto, però diciamo che mediamente insomma quello che non è il 37% arriva ovviamente soprattutto da strutture come le vostre, Presidente. Poi dopo abbiamo analizzato l'impatto sociale, qui l'abbiamo diviso, qui ve lo faccio vedere ma scorro velocissimamente, comunità, formazione, impresa, ambiente e territorio.
tanto un po' per rientrare nelle logiche prima della dottoressa. Do alcune cose, anche qui, ad esempio a me piace far vedere che anche i ragazzi, o comunque i ragazzi, anche la popolazione più giovane, il 28%, è partecipe e opera attivamente all'interno di Proloco. E vedete che anche come a livello nazionale, insomma, un po' più sono i maschietti, però diciamo che facciamo che anche il 46% delle donne partecipa. È solo perché non viene considerato il volontariato casalingo. Non c'è il volontariato, cioè, ovviamente. Abbiamo un bel po' di cose da fare, poi se Ovviamente. possiamo... Poi una cosa che ad esempio a me piace tantissimo, che rientra proprio nel suo concetto di comunità, è questo, cioè la collaborazione con altri soggetti. Parlo soprattutto in un territorio, quello veneto, che non occorre che vi dica, perché gli studi sono quelli sociologici, non si fa rete, non si fa nulla. In questo caso qua la collaborazione va e spazia addirittura con le altre associazioni di volontariato e quant'altro, cioè c'è veramente una rete ovviamente orizzontale e verticale. L'impatto economico, abbiamo fatto un po' come da CGA, siamo abituati, allora abbiamo fatto una valutazione, ovviamente dove era possibile farlo, parlo soprattutto di sagre e fiere. Morale della favola, vedete quanto si spende in sagre e questo sempre a livello nazionale, comunque si spende tra coloro che vengono all'interno della sagra a visitare e che acquistano oppure mangiano, insomma fanno le loro cose, e ovviamente le attività per organizzare le sagre, cuba 700 milioni. Però questi 700 milioni all'anno, attenzione, non sono, è come tutti gli investimenti, qui parlo proprio che capisce cosa voglio dire, cioè un investimento, quando io investo, sono un'impresa, €1, questo euro non sta fermo, ma genera cosa? Genera tante cose, genera soldi per altri fornitori, per chi ci lavora, il cosiddetto indotto, ok? L'indotto è questo. Questi 700 milioni diventano cosa? 2,1 miliardi, ok? E danno lavoro a 11.000 persone, ok? Danno lavoro, attenzione, no che danno occupazione come abbiamo visto prima sulle istituzioni no profit, cioè questo è tutto un lavoro indotto, ok? Il volontariato nelle Proloco produce questa cosa qui, ok? Tempi, sì, velocissimamente. Poi dopo abbiamo fatto una valutazione su quello che è l'impatto del Covid e qui mi interessava farvi vedere, a parte l'impatto, ok, cioè che tantissimo, il 65% delle Proloco a livello nazionale è superata in ambito Covid, ok? Cosa hanno fatto, con chi hanno ovviamente lavorato, vedete più o meno i rapporti, quelli che abbiamo visto prima, sono ovviamente anche questi proseguiti durante il periodo di Covid, sono ovviamente, vedete, le amministrazioni comunali si è amplificato il rapporto e il sindaco sa anche la motivazione, però vedete, ecco qui io la chiamo il cambiamento di pelle, bisogna dirlo, lo so che mi prendo 2 minuti in più, però bisogna dirlo, e qui è un cambiamento di pelle, cioè vedete che qui le Proloco sono in grado, in maniera velocissima, torniamo indietro un po' con i ricordi brutti di qualche mese, di qualche anno fa. C'è chi non se li ricorda nemmeno. No, io me li ricordo benissimo. Vedete quello che hanno fatto, però se io vi faccio vedere quello che facevano prima, qui è cambiato completamente. Cioè dalla mattina alla sera ho detto ragazzi, il territorio, la comunità, le amministrazioni ci dicono bisogna cambiare. E questi sono, scusate se è poco. Capacità quindi di adattamento. E con le paure, con la fobia, paure / fobia. Le iniziative, non lo dico, però vedete anche in questo caso qui, nel caso ovviamente quello soprattutto nei primi mesi di Covid, migliaia di ore di volontariato, parliamo ovviamente di 700.000 ore di volontariato solo dedicato. Insomma. Attenzione, quando io parlo di volontariato, un'altra cosa importante, parlo di gratuità. E voi sapete che la gratuità, e qui parlo da economista anche in parte civile, nella gratuità avviene l'incontro tra soggetti, ok? Nella gratuità, qui parliamo di gratuità, cioè un qualcosa di veramente, andiamo proprio nell'essenza dell'essere. Qui anche qui c'è un impatto e comunque i soggetti fanno anche ovviamente donazioni, vedete un attimino, cioè loro ovviamente ottengono delle donazioni ma fanno anche delle donazioni e vedete un attimino dove ovviamente fanno delle maggiori donazioni.
Ecco, dopo alla fine a me piace far vedere questo, ok, prima di arrivare alla fine, ma non sono arrivato alla fine, che le proloqui ovviamente l'abbiamo visto, qui avete usato il puzzle, mi piace anche molto il discorso del puzzle. Una bella idea. Però ecco, qui è un po', se voi vedete un po'... È un ingranaggio. Questo è un che deve ingranaggio, ruotare. ma vedete anche soprattutto i contenuti dell'ingranaggio, c'è di tutto e che va un po' all'interno poi di quello che è lo spessore individuale, la forza collettiva, e gira tutto. Questo è il motore del volontariato. Ma voglio chiudere poi per dare anche un assist ovviamente ai giuristi, no? Articolo 2 della Costituzione, articolo 118 della Costituzione. Articolo 2 è la solidarietà, un elemento fondamentale, è uno dei maggiori elementi fondamentali della nostra Costituzione. Non la leggo perché la sapete già. Una Corte Costituzionale, la numero 65, una sentenza numero 75 del 1992, ha sdoganato il volontariato, l'ha fatto diventare come un elemento principale in cui avviene la solidarietà. Okay? E come avviene? Articolo 118, okay? Che è quello della sussidiarietà, addirittura quella orizzontale. Proprio per chiudere cito Giovanni Maria Flick, ex Corte Costituzionale, dice che l'affermazione, cioè il dettato 118 della Costituzione, dice che è un'attività fondamentale per la convivenza nei più diversi ambiti: sanità, carcere, assistenza, cultura, protezione civile e ambiente, sport, senza finalità di lucro, al di fuori delle logiche di profitto del settore privato e della rigidità di quello pubblico, attraverso il cosiddetto terzo settore. È un'esperienza che offre molteplici sviluppi, soprattutto all'occupazione giovanile e all'assistenza, nonché alla collaborazione con il settore pubblico e alla supplenza delle carenze di quest'ultimo nel welfare. Grazie davvero ad Andrea Favaretto per le citazioni, grazie per questo lavoro. Una domanda, lo troviamo nel vostro sito? No, ve lo dono. lasciamo nel sito dell'Umpli, quindi No, sarà... no, questo lo trovate, ve lo dono, l'Umpli... No, non sono io che organizzo. Sì. Beh, allora, nell'Umpli c'è già tutto. Nell'Umpli c'è la già tutto. La parte iniziale, ecco. quella un po' sul discorso del volontariato, perché però mi sembra giusto... È una premessa corretta. Una sfaccettatura, perché di che cosa parliamo, se no. Grazie Favaretto per tutti questi numeri. Devo dire, come diceva lui, la crema, ma io dico anche la cornice di una sostanza che abbiamo visto nei numeri essere molto importante. Ho chiesto dove si può trovare questo materiale perché non tutti saranno riusciti a prendere appunti e perché può essere invece da spunto, da motore per altre situazioni. Dopo Andrea Favaretto ascoltiamo e diamo la parola ad Angela Colmellere, parlamentare, già sindaco di Miane, e quindi è una donna del territorio, è un'amministratrice, è una parlamentare. Lei, abbiamo sentito, ci farà una proposta concreta qui accanto a me per una legge per regolamentare e semplificare lo spettacolo o gli intrattenimenti di portata minore in luoghi pubblici, così è la definizione. Di recente ho anche letto un suo comunicato, un comunicato che riguardava la salvaguardia di bande, cori e gruppi folcloristici dalla burocrazia, perché ci sono anche loro. È stato citato poco fa da Favaretto l'attività nelle carceri, non so se c'è qualcuno, ma fanno davvero un lavoro molto importante e molto prezioso. Angela Colmellere, benvenuta a casa, però a Miane, Tarso, è già aperto. Grazie, innanzitutto grazie a voi tutti, grazie alla dottoressa Zorzi per questo interessante convegno di cui avevamo bisogno per fare chiarezza, ma anche per continuare a motivare l'azione e anche il buon cuore di tante persone che dedicano il proprio tempo, perché non è una cosa così scontata, non è una cosa che si deve dare per normale, il fatto di privare se stessi per donare agli altri, per far sì che gli altri possano fare anch'essi esperienze di quello che comunque noi andiamo a raccontare e che lo possano poi a loro volta riportare da altre parti. Quindi fare il volontariato è un atto d'amore. Sembrerà una frase banale, ma è così.
e in quanto tale noi dobbiamo sapere che in questa fase in cui questa società si sta anche un po' perdendo, noi dobbiamo tornare a questi valori, dobbiamo tornare comunque al fare comunità, all'essere comunità, al donarsi, ma soprattutto lo dobbiamo fare a determinate condizioni, perché il mondo del volontariato è fondamentale, noi lo sappiamo soprattutto perché interviene in determinati comparti che sono dei comparti collaterali a quella che di solito è l'azione di un'amministrazione, però che intervengono in maniera massiccia perché sono un braccio operativo spesso e volentieri di quelle che sono le amministrazioni. Amministrazioni anche seppur volendo, magari non riescono o non sono nelle condizioni spesso e volentieri di poter promuovere un territorio come invece magari le associazioni permettono di fare. Non soltanto la promozione del territorio, perché ricordiamoci che quando parliamo di volontariato abbiamo tanti aspetti di questa stessa medaglia, quindi associazioni sportive, sicuramente anche associazioni che si occupano di primo soccorso, quindi ecco, comunque il volontariato vive in questo momento una fase in cui deve essere sostenuto, preso per mano e accompagnato. Mi piaceva sentire prima i dati che erano stati appunto raccontati e abbiamo capito che questo paese ha uno spirito di solidarietà molto, molto importante, molto pronunciato, e mi faceva sorridere il fatto che un italiano su 8 fa volontariato, ma noi in Veneto abbiamo questo limite ancora più ridotto, perché una persona su 5 fa volontariato. Quindi questo per raccontare che anche a livello nazionale noi facciamo la differenza, e non è da poco. Non è da poco, ecco che in questo senso qui dobbiamo essere consapevoli che noi abbiamo uno spirito che è innato in noi, perché probabilmente è anche frutto di quelli che sono i nostri valori che ci sono stati trasmessi. Allora, una persona che svolge volontariato, io ritengo che debba essere messa nelle condizioni di poterlo fare in maniera semplice, in maniera snella e in maniera facile. Questo non significa non pensare alla sicurezza. La sicurezza non va trascurata, ma la sicurezza, intesa come individuazione del rischio, deve essere commisurata al rischio stesso. Quindi noi dobbiamo in questo senso fare e avere presente che determinate situazioni, determinate manifestazioni non sono tutte uguali. Ci sono delle manifestazioni molto grosse, molto importanti, che portano con sé delle richieste, delle domande, delle documentazioni molto molto importanti, e sto facendo riferimento ad esempio a un super concerto che può essere il concerto di Vasco Rossi. Ecco, questo sì, allora porta con sé una serie di adempimenti fondamentali. Però parallelamente ci sono degli eventi minori, spesso e volentieri organizzati appunto dalle Proloco, che non possono avere e subire la stessa presentazione di documentazione. Quindi per questa fattispecie ci deve essere comunque una formula più facile, più semplificata. Adesso magari entriamo anche in quello che è il vivo della legge, e vi do anche i riferimenti su quelli che sono appunto i dettagli tecnici. Quello che noi vogliamo fare è comunque una semplificazione, come dicevamo prima, delle attività da svolgere da parte del volontariato. Ecco, questo significa semplificare sia la parte relativa a quelle che sono le domande da presentare, e sia appunto a fare anche un distinguo, come vi dicevo prima, fra i vari tipi appunto di eventi che possono essere promossi. Anche perché se non si fa questo, e io lo sento come grande responsabilità, tutto l'esercito di volontari che dicevamo prima che che sono presenti, che sono stati con noi in tutti questi anni, se non li sosteniamo, se non li entusiasmiamo, se non li aiutiamo, saremmo destinati a perderli. E credo che quindi questo patrimonio non possa essere assolutamente trascurato e non possa essere assolutamente corso questo rischio, perché ne perderemo tutti.
Allora, per quanto riguarda gli aspetti appunto della legge in sé per sé, saluto anche i presidenti UMPLI, il presidente nazionale con cui ci siamo appunto trovati anche questa settimana, oltre a tutti gli altri ospiti, padroni di casa che ringrazio. E qui la parte fondamentale di questa legge è innanzitutto comprendere che il distinguo, appunto, come vi dicevo prima, fra i vari tipi di spettacolo. Ci sono degli spettacoli che hanno un certo numero di persone superiore ai 500, alle 500 persone che dovranno avere degli adempimenti. Attualmente la legge prevede che per gli spettacoli più piccoli, fino a 200 persone, ci sia un altro tipo di regolamento. Noi adesso vogliamo che quel regolamento fino a 200 persone sia portato invece fino a 500 persone, quindi eventi piccoli devono essere quegli eventi che sono fino a 500 persone. Quindi, e questo permette anche in maniera più semplice tutta una serie di capacità, tutta una serie insomma di attività che si possono fare in maniera più facile. Quindi sono considerati piccoli eventi gli eventi di pubblico spettacolo fino a 500 persone. Però su questa cosa volevo sottolineare che vengono escluse dalla definizione di pubblico spettacolo alcune manifestazioni temporanee, come per esempio gli intrattenimenti musicali che sono collaterali alla manifestazione. Sto parlando ad esempio di una fisarmonica che è in un palco all'interno di una sagra, dove ci sono anche altre forme appunto di socializzazione, magari anche un'attività di ristorazione eccetera, ma quello non può essere considerato un evento di pubblico spettacolo, perché è un'attività collaterale. Il fatto che ci sia qualcuno che suona nel palco è un'attività collaterale a tutto quello che è il resto che viene proposto in quella serata. Ecco, quindi anche qui verrà fatto un distinguo. Poi abbiamo sempre chiesto che vengano escluse dalla definizione di pubblico spettacolo le fiere, le mostre, le sagre e il commercio su area pubblica, oltre inoltre alle gallerie, alle mostre e alle varie esposizioni. Poi c'è tutto il discorso delle palestre, delle scuole di ballo, perché anche qui se non si paga un biglietto all'interno di queste strutture dove magari c'è una manifestazione, se non si paga un biglietto, ecco che devono essere considerate anch'esse come non pubblico spettacolo. Poi le manifestazioni sportive non competitive e le manifestazioni sportive motoristiche, oltre inoltre anche le attività temporanee senza tribune, perché qui la differenza, le tribune la fanno, nel senso che le tribune prevedono un rischio, una presenza di rischio sicuramente differente, e quindi ecco che tutto il piano della sicurezza deve essere poi considerato in maniera diversa. Ecco, quindi dove ci sono delle manifestazioni temporanee che non prevedono l'uso di tribune, ecco che questo evento viene considerato viene definito come non di pubblico spettacolo. Poi la richiesta che noi abbiamo fatto sempre all'interno della legge è che se gli eventi si ripetono in maniera continuativa, a cadenza continuativa, di solito ogni 5 anni, noi abbiamo chiesto che appunto la commissione di vigilanza si possa radunare ogni 5 anni, in modo tale che non ci sia ogni anno la necessità di dover rifare la documentazione, ma che se la condizione non è cambiata, ecco che si può fare affidamento e riferimento a quella che era la documentazione presentata precedentemente. Poi, per quanto riguarda, ecco qui, abbiamo un cambiamento, perché noi proponiamo che sia sufficiente una relazione di un professionista che contenga o meno il piano di sicurezza in base al livello di rischio. Quindi la Proloco si rifà al professionista, il professionista fa la sua valutazione relativamente all'evento che c'è, sulla sua relazione indicherà se vi sarà la necessità o meno di avere anche un piano poi di sicurezza.
Quindi di fatto la responsabilità passa dal presidente della Proloco e a chi ci lavora, passa direttamente a quello che è il professionista, il quale deve comprendere appunto se vi è necessità di far rispondere a degli adempimenti maggiori o meno. Protesterà l'ordine degli ingegneri, onorevole, perché quando l'ingegnere deve redare questa situazione poi il rischio passa su di lui e si dovrà assicurare. Però ho un marito ingegnere, ecco, anch'io, questo è il problema. Anch'io. Quindi conosco queste cose del comitato per l'ordine e della sicurezza. Però è anche vero che il livello di rischio deve essere affidato e valutato certamente, da qualcuno da un che professionista. comunque lo deve riconoscere, perché altrimenti diventa appunto difficile, e soprattutto in sede di responsabilità noi ben sappiamo che le responsabilità devono essere sicuramente appunto commisurate. E per quanto riguarda poi altre introduzioni, quindi altre novità, sono la semplificazione sulla norma acustica, per esempio, quindi non serve un'istanza di deroga se si usano impianti dalle ore 9 alle ore 22, per esempio. Se noi facciamo riferimento ad una gara, mi viene in mente la gara paesana sportiva, che richiede un uso di un microfono magari durante il mattino, durante il pomeriggio, ecco che dobbiamo cercare di mettere nella condizione di snellire e far sì che appunto non ci sia la necessità di presentare una documentazione anche per poter usare un microfono. Ecco, e la stessa cosa, quindi queste deroghe si chiedono per i mercati, per le fiere, per gli eventi sportivi che non siano motoristici. Inoltre è prevista insomma un'istanza semplificata per quelli che sono i siti dedicati e se non si superano soprattutto i 70 decibel. Ma la cosa più interessante è che io ho introdotto appunto in questo testo di legge, dico noi perché poi vi lo spiego perché parlo di noi. Abbiamo introdotto che non serve la SUAP, quindi non serve lo sportello unico delle attività produttive, per le Proloco, per le parrocchie, per le associazioni che sono senza fini di lucro, che sono sempre quindi quello snodo grosso e fastidioso che spesso e volentieri un'associazione si deve trovare ad adempiere. Inoltre è introdotta una norma di silenzio-assenso, quindi fatta la domanda e trascorsi 60 giorni, noi abbiamo inserito appunto la norma del silenzio-assenso. Se dopo 60 giorni fatta la domanda non c'è ancora risposta, ecco che si può considerare come un sì, esatto. Poi per quanto riguarda, ecco, l'ultima introduzione, gli impianti elettrici e idraulici, noi pensiamo che sia sufficiente una dichiarazione di conformità da parte di un installatore, quindi non serve più un progetto di impianto ogni volta che si deve montare un capannone o altro, quindi ci si deve rifare quelle che sono le indicazioni date dal montatore. In linea di massima, appunto, io adesso a sommi capi, poi il testo di legge c'è e magari lo lascio anche qui, quindi possiamo appunto commentarlo insieme. La cosa che mi interessava ricordare è che questo lavoro è stato un lavoro fatto a più mani. È stato un lavoro che è stato coordinato dalla Regione del Veneto nella quale è stato costituito un tavolo interistituzionale dove sedevano i 7 prefetti delle 7 province del Veneto, i 7 comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, le associazioni delle Proloco e anche altre associazioni sportive e altro, cito Furlan piuttosto che Praloran, che erano presenti, e questo testo è stato visto e confezionato anche grazie a dei tecnici delle Proloco. Vedo qui Mauro Canal che ringrazio, perché appunto la supervisione poi nella definizione del testo è stata affidata anche appunto a questo confronto. Quindi questo è un testo che vuole andare avanti,
vuole andare avanti e vuole trovare applicabilità e concretezza, perché ripeto, quello è quello di cui abbiamo bisogno. Io non sono molto simpatizzante nel creare sempre delle leggi nuove, perché credo che quelle che ci sono siano già abbastanza. Però è vero anche che la legge non è scritta sulla pietra e che le leggi si possono cambiare, ma soprattutto si devono snellire dove servono. Un'altra cosa, questa è una legge delega, quindi è una legge delega, significa che delega il governo poi a definire alcuni aspetti, ma in questa legge delega noi abbiamo messo dei paletti sicuramente fermi, che vogliamo che rimangano fermi, e appunto qui l'elencazione che vi ho fatto prima, per questi rappresentano dei punti fermi. Perché per non poi avere il rischio che il burocrate che deve poi confezionare il documento non inserisca anche altro che magari non serve, o magari altro di diverso. Noi vogliamo che intanto nel testo di legge ci sia quello che vi ho raccontato, perché da lì poi si può ampliare, ma non si può fare a meno di questi aspetti che sono quelli poi che servono a chi deve operare in maniera concreta all'interno appunto delle proprie comunità. È un lavoro che sicuramente richiederà tempo, richiederà energie, ma richiederà anche un confronto politico. Ecco quindi che qui c'è anche il richiamo alla sensibilizzazione politica, perché io ho proposto un testo, so che ve ne sono anche altri. Ovvio che se altri testi hanno e contengono qualcosa che possa essere abbinato o comunque completato rispetto a questo, ben che si faccia, quindi magari ognuno di noi può anche appunto fare la propria azione affinché ci sia questo confronto anche politico, però l'importante è andare avanti, assolutamente, perché i tempi sono stretti e l'urgenza c'è, l'entusiasmo deve ripartire, ma l'entusiasmo riparte anche dinanzi ad una sicurezza e ad una certezza, soprattutto legata ad un termine che sono delle responsabilità. Quindi io dico, tutto quello che riguarda, e lo ribadisco, l'aspetto della sicurezza deve essere sicuramente preservato, e quindi nessuno lo vuole mettere in dubbio, però è altrettanto vero che laddove esista un rischio si devono mettere in atto degli apprestamenti necessari all'eliminazione o alla mitigazione del rischio stesso, però devono essere valutati, quindi deve esserci una valutazione caso per caso, rischio per rischio, perché ripeto, non si possono considerare tutti uguali gli eventi che organizziamo, quindi ci deve essere un distinguo sulla base anche della semplificazione normativa di cui vi ho parlato prima. Onorevole, prima di lasciarla, lei chiude la pratica, però io ho ricevuto un messaggio, non dirò da chi, sempre da quella che da domani, il giorno dei lavoratori in pensione, mi diceva, bellissimo. Si capisce anche poi che c'è lo studio, perché questo tavolo che avete fatto in regione aveva proprio le parti competenti giuste, dai vigili del fuoco ai prefetti, ai sindaci, alle associazioni. Ma quando potrà vedere la luce, usiamo questo termine, questa legge? Allora, la legge, io lavoro in settima commissione, che è la commissione che si occupa di scuola, istruzione e scienza. Questo testo di legge è stato depositato in questa commissione e quindi deve essere esaminato in questa commissione. Attualmente però, e quindi stava per essere calendarizzato, quindi stava per essere messo in calendario in questo trimestre che si presenterà. Però mi è stato appunto ricordato che anche al Senato ci sono dei movimenti in questo senso, quindi in questo momento, stamattina parlavamo appunto con Davide Praloran, che adesso bisogna fare questa attività di sintesi anche tra Camera e Senato affinché l'esame parta. Io sono ben contenta se parte dalla Camera, perché comunque so che posso contare su di voi e posso comunque contattarvi qualora appunto ci sia l'inizio dell'esame, perché di questo poi dovremo parlare e dovremo comunque ritrovarci a fare. Quindi deve esserci un confronto, un lavoro quotidiano
o settimanale, quello che è, però punto su come si vuole procedere, perché si sa che poi nel dibattito parlamentare ognuno può avere la sua idea, si possono essere fatte delle proposte magari anche che devono essere accolte ma magari che non sono così importanti. Ecco quindi che per me è fondamentale avere un confronto con il mondo delle pro loco per fare quello che serve. Allora, noi sappiamo che questa legge è in itinere, difficile questa legislatura, però che almeno si cominci a portarla a discussione è sicuramente un passo avanti. È sicuramente importante, perché intanto che inizi l'iter, se una legge inizia il suo iter, sicuramente poi dovrà continuarlo anche eventualmente in una legislazione successiva, però intanto deve iniziare. Poi ci sono anche, il professor Barel ben ce lo insegna, ci possono essere anche delle situazioni anche che rendono più veloce l'iter stesso della legge, però bisogna che ci sia l'intesa sicuramente tra non è tutte le certo su un parti. tema divisivo questa, comunque, dato che abbiamo visto che le pro loco sono in tutta Italia. Grazie A voi all'onorevole e buona Colmellere giornata per il suo intervento. e grazie per tutto quello che fate, e non è insomma detto per dire, ma è detto perché lo sento. Per me è stata veramente un onore e un grandissimo piacere far sì che il lavoro dei tanti volontari fosse e venisse presentato a livello appunto nazionale, perché credo che il Veneto rappresenti un modello che può essere esportato. Infatti anche il ministro stesso diceva, con tutte le bellezze che abbiamo in Italia, con tutte le potenzialità che ci possono essere, se ci fosse questa organizzazione, questo modello organizzativo che abbiamo sperimentato anche per la primavera del Prosecco in tutta Italia, l'Italia sarebbe solo un paese da cui sorridente. Grazie. Grazie Angela Colmellere. Noi proseguiamo i nostri lavori con Marco Ferrero, occhio, che è portavoce del Forum del Terzo Settore. Con lui apriamo la conversazione su un altro tema molto sentito, quello appunto della riforma del terzo settore che è stata evocata poco fa, con quali paradigmi, sfide e problemi. Benvenuto, non so se il tecnico debba fare un salto qui per... No, cambiamo. Bravissimo, Ferrero è un millennial, quindi è lì che traffica, ma ce la faremo. Noi stiamo anche aspettando il ministro Stefani, io ho le antenne alzate, quando mi avvisate ovviamente ci adegueremo. Non lo so. Bene. Forse questo? No. Altrimenti Forse serve il tecnico. chiediamo al tecnico di fare un salto qua su, perché ogni computer ha le sue modalità e quindi è bene Aspetta, non trovo dove era. che ognuno se ne appropri. Intanto chiedo tempi. Ah, eccola qua, grazie. Ah sì, sì. Io intanto vi dico, siccome prima l'ho citata, il ministro Erika Stefani, abbiamo saputo che non ce la fa a venire per motivi personali, ma noi abbiamo un panel che non ha alcun timore e problema nel raccontarci molto sul volontariato. Abbiamo un cantiere aperto della riforma del terzo settore, Ferreri. Aperto da un po' troppo tempo, ma... Questo vogliamo chiuderlo anche. Esatto. Tempi, un quarto d'ora? 15-20 Ok, al massimo. va bene, I perfetto. 15 sono meravigliosi. Benissimo. Allora, 15 minuti vuol dire 3 slides, 5 minuti all'una e così dovremo cavarcela. Allora, io così, riflettendo un po' con la dottoressa Rasera rispetto al mandato del mio intervento di questa mattina, abbiamo poi un po' deciso di intitolarlo così. Vedete, il volontariato nel cantiere aperto della riforma del terzo settore, paradigmi, sfide, problemi. Allora, partiamo dai problemi. Innanzitutto la riforma è appunto un cantiere aperto, ed è un cantiere aperto da troppo tempo, nel senso che ormai la legge delega, anche qui appunto si parla di legge delega, una legge delega del 2016, e manca ancora la piena attuazione della riforma, in particolare il famoso decreto fiscale
che ancora non ha visto la luce. Ora, è evidente che tenere in sospeso il variegato e diffuso mondo del volontariato e del terzo settore, dentro cui il volontariato è inserito e considerato dal legislatore per così tanto tempo, evidentemente non è stata una soluzione particolarmente felice, perché si è prorogato, come spesso succede in Italia, in particolare l'attuazione del registro unico, che adesso è partito anche se non è ancora entrato pienamente a regime, ma soprattutto perché la legge delega, in quel caso molto ampia, prevedeva una serie molto numerosa, addirittura decine di decreti attuativi che hanno visto la luce in itinere in maniera un po' lenta. Quindi questo è stato il primo problema, che in parte è superato perché ormai i principali strumenti di attuazione sono sul tavolo. Il registro unico a novembre è partito, quindi cominciamo a vedere un pochino la luce alla fine del tunnel, cioè a capire esattamente non solo i contenuti, ma anche i confini della riforma. Perché parlo di confini? Perché la riforma del terzo settore, quando fu pensata inizialmente dal legislatore, doveva prevedere anche la riforma della parte del codice civile che si occupa delle libere associazioni, comitati, associazioni, no? Quindi le forme nelle quali si declina l'impegno civico dei cittadini, come ci ricordava prima Favaretto, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, in forma individuale o associata. In realtà non c'è stata la riforma del codice civile per quanto riguarda questi enti, e forse questo forse è una fortuna perché in qualche modo lascia la possibilità, soprattutto in una fase come questa molto problematica, di optare tra entrare a pieno titolo dentro la riforma, quindi dentro il codice del terzo settore, con le sue opportunità, con le sue potenzialità molto interessanti, poi dirò qualcosa, ma anche con le sue problematiche. Quindi diciamo che tutto sommato questa fase un po' transitoria ha mitigato, la difficoltà di interpretare e collocarsi dentro una riforma molto esigente, anche molto sfidante, però appunto portatrice anche di una serie di problematiche, soprattutto di tipo organizzativo, come è stato detto. L'altra tematica, che è anche qui allo stesso tempo un aspetto che ha delle potenzialità molto interessanti e positive, ma che è anche un problema, è l'ampiezza della riforma, perché non solo riguarda enti che operano in ambiti molto diversificati. E questo è positivo perché in qualche modo consente di riunire sotto un unico cappello attività che altrimenti in precedenza erano appannaggio di singole forme normate con leggi che si erano stratificate nel tempo e non erano ben coordinate. Ma dall'altra parte riguarda anche tipologie di enti del terzo settore molto diversi. Anche qui è un aspetto positivo, un aspetto negativo. Il fatto che sotto lo stesso cappello, cioè disciplinati dallo stesso codice, ci sia la piccola organizzazione di volontariato fatta di poche persone che operano in piena gratuità a livello di comunità e di quartiere, e la grande rete associativa nazionale, la centrale cooperativa, no? Si tratta di dimensioni totalmente diverse, sia da un punto di vista appunto degli ambiti di impegno magari, ma soprattutto da un punto di vista organizzativo, dimensionale, da un punto di vista della struttura. Allora, l'aspetto positivo di questa intuizione del legislatore è che dà dignità e promuove una visione strategica del contributo dell'economia civile alla crescita sociale, economica del Paese. Dall'altra parte però comporta il problema derivante dal fatto che questa disomogeneità poi non viene tenuta in considerazione in maniera adeguata nella riforma, per cui o sei dentro o sei fuori. Sì, c'è una soglia economica di fatturato, che ti obbliga ad avere
addirittura un po' di burocrazia in più, utile in termini di regime di controlli interni, quindi l'organismo di controllo, un certo tipo di modalità di redazione del bilancio, però stiamo parlando di realtà che hanno un giro d'affari che supera i 220.000 euro. Quindi al di là di questa soglia, poi nella riforma o sei dentro o sei fuori, non c'è una gradualità. Ecco allora che molto opportunamente questo progetto di legge che è stato illustrato prova, stando dentro la logica della riforma, che vede l'economia civile, il terzo settore come appunto un ambito in qualche modo omogeneo, pur nelle differenziazioni interne, però prova a individuare delle deroghe, che penso, se posso dire la mia in questo senso, che sia anche dal punto di vista tattico, strategico, una intuizione intelligente, perché tentare di mettere mano alla riforma nel suo impianto è probabilmente più complicato. Mentre in questo modo, andando a individuare delle attività specifiche con una definizione in termini quantitativi e qualitativi, può essere un modo per integrare la riforma senza in qualche modo promuoverne uno smantellamento, che sarebbe forse velleitario in questo momento per molti motivi, ma andando appunto a garantire la agibilità di quel in particolare volontariato che certamente non può farsi carico da un punto di vista organizzativo di dispositivi, strumenti di cui invece le grandi reti associative, dell'associazionismo di promozione sociale, appunto le centrali cooperative, sono in grado di dotarsi. Altro problema è il ritardo appunto nell'attuazione del registro unico, che finalmente è partito e quindi vedremo un po' anche come si atteggerà in concreto. Questo è un aspetto importante perché non solo in sé, perché il registro unico ha la valenza, ha la finalità di promuovere l'accountability, si dice, no? Cioè la rendicontabilità, quindi la trasparenza degli enti del terzo settore, legittimandoli ulteriormente davanti all'opinione pubblica e quindi consentendo anche al legislatore di giustificare le deroghe e le facilitazioni che vengono previste per questo mondo. Ma c'è anche un elemento indiretto di cui spesso si parla poco, cioè il fatto che le fondazioni di origine bancaria, che sono uno strumento, sono delle istituzioni private, ma che concorrono fortemente sia direttamente attraverso bandi e erogazioni a fondo perduto, sia indirettamente attraverso il sostegno al Fondo Nazionale che sostiene i centri di servizio del volontariato, che sono quelle agenzie di supporto, di accompagnamento e di sviluppo del volontariato sul territorio, si stanno orientando sempre di più, modificando i propri regolamenti, dicendo da domani, anzi alcune già da oggi, le erogazioni a fondo perduto per i progetti che le associazioni di volontariato ci presenteranno, li garantiremo a coloro i quali saranno iscritti al registro unico. Quindi il registro unico non è soltanto lo strumento, di accesso alle prerogative, alle facilitazioni, ma anche di accreditamento ma anche di accreditamento proprio per quest'ulteriore pezzo, che è un pezzo che su alcuni territori pesa in maniera significativa. Poi sappiamo che c'è un problema anche di disomogeneità, di capacità erogativa sui territori da parte delle fondazioni di origine bancaria, che in parte però è oggetto di una riflessione in termini solidaristici per quei territori magari meno fortunati nell'ambito di quelle che sono le consulte regionali delle fondazioni di origine bancaria. Quindi c'è anche questo aspetto. Altro problema che abbiamo un po' affrontato in questi anni è stato il ritardo, per esempio nel nostro Veneto, nel processo di fusione dei centri di servizi di volontariato. Quindi è un tema che incrocia non solo la funzione specifica dei centri di servizio di supporto e anche di sviluppo del volontariato, ma incrocia anche il tema della rappresentanza. Perché, e non sto parlando di rappresentanza politica, ma di rappresentanza delle istanze di quel volontariato di prossimità, fatto della miriade di piccole associazioni, con cui spesso le Proloquo vengono in contatto, perché abbiamo visto prima come tanta parte delle attività delle Proloquo viene fatta in collaborazione con le altre piccole associazioni del territorio, magari più che con le grandi, che appunto spesso
fa fatica a trovare una sua rappresentazione, prima ancora che una vera e propria rappresentanza, perché per definizione il volontariato di prossimità è magari il frutto di iniziative addirittura a volte individuali che aggregano un certo numero di persone e che sono molto centrate su una problematica specifica, su un aspetto appunto specifico della vita della comunità, e anche per carenza appunto di organizzazione evidentemente intrinseca fanno fatica a collegarsi, coordinarsi, no? Allora in questo senso ad esempio le Pro Loco, per esperienza personale, spesso fungono anche da diciamo aggregatore, da elemento di coordinamento, e in questo i CSV, i centri di servizio del volontariato, hanno un compito specifico che probabilmente può essere sviluppato. Adesso che si è conclusa un po' la stagione istituzionale che ha portato appunto al riassetto organizzativo dei centri di servizio del volontariato, nel caso di questa provincia adesso c'è stata la fusione con Belluno, diciamo che siamo finalmente pronti perché, come dire, la testa non sia più impegnata agli aspetti del riassetto, ma alla parte erogativa del sostegno, del supporto e dello sviluppo del volontariato. Anche perché qui c'è un altro aspetto, che come veniva giustamente ricordato, prima abbiamo visto la slide dell'articolo 118, la Costituzione valorizza l'iniziativa volontaria dei cittadini in forma aggregata, ma anche in forma individuale. E coerentemente con questo, diciamo, dispositivo costituzionale, la riforma del terzo settore valorizza il volontariato individuale. Nella stagione che è durata 1 anno e mezzo, insomma, di Padova capitale del volontariato, che poi Padova, diciamo, ha avuto il merito in qualche modo di portare avanti questa iniziativa, ma in realtà è stato chiaro a tutti che, come dire, quello che è il volontariato di Padova è esattamente sovrapponibile al volontariato di tante altre, diciamo che è stato un po', come dire, il coagulo di esperienze che nel nostro Veneto sono diffuse, come dire, in maniera molto, molto, molto omogenea, molto significativa da questo punto di vista. Ha visto, in maniera interessante, l'attivarsi di quasi 2000 volontari che a titolo individuale hanno usato questo contenitore culturale fatto di iniziative di Padova Capitale del Volontariato per mettersi a disposizione, non in forma associata, non in forma aggregata, il che ci fa capire anche un po' come cambiano i tempi. Una volta, diciamo nell'altro secolo, il volontariato era tipicamente associato, spesso anche in modo fortemente ideologico, ideale e ideologico. Oggi invece il volontariato sempre più assume una forma, diciamo, di impegno civico collegato più a una dimensione di identità della comunità, di bisogno della comunità, che non collegato a una dimensione ideale o addirittura ideologico, fino al punto di vedere queste disponibilità di volontariato individuale di persone che si mettono a disposizione della città, del comune. Quindi nel caso di Padova questi 2000 volontari sono stati, diciamo, impiegati, sono stati coinvolti in progetti che sono stati costruiti con il comune di Padova in una embrione di coprogettazione, altro tema fondamentale che la riforma, diciamo, promuove, che probabilmente va sviluppato. Però, come veniva ricordato e come appunto veniva citato l'amico Bruno Barel, in questo senso bisogna anche stare attenti che il volontariato individuale, che è un valore perché dà conto evidentemente di questa disponibilità personale, ecco, gratuita, se non accompagnato, indirizzato, non dico in forma associativa, ma almeno in forma di coinvolgimento alla elaborazione di una progettualità, rischia di essere, o meglio, rischia di far perdere l'occasione di crescita, no? La crescita, si diceva, si fa stando insieme, magari anche facendo qualche fatica, e spesso fare associazionismo è fare fatica perché bisogna preoccuparsi degli aspetti burocratici, degli aspetti organizzativi, però è quell'esercizio, come dire, alla mediazione, al confronto, che se non lo facciamo nelle associazioni rischiamo di non avere tante altre occasioni per farlo, no? Quindi come dire, c'è questo aspetto ambivalente del volontariato individuale come nuova forma, come risorsa, ma anche come rischio, come dire, di un'esperienza che, pur esprimendo un valore, però in qualche modo si ferma lì.
E allora qui però c'è una sfida rispetto... Ferrero, siamo alla prima slide. Sì, ma le altre due sono ecco. molto più... Le faccio vedere. Più contenute. Sì, no, sì. perché se la prima si mangia vede, tutto... vede, No, perché c'ha un cognome dolce, però... Però dice che non sia poi il boccone amaro. Ecco, allora... Quindi questo aspetto del volontariato civico, del volontariato individuale, va ben focalizzato e tutto sommato, diciamo la verità, non è stata ancora fatta una riflessione adeguata su questo tema. Quindi opportunità che dice anche del nuovo, no? Delle nuove forme, ma anche un po' il rischio che magari poi ci siano anche forme strumentali di utilizzo dei volontari, no? Focalizzate, magari finalizzate solo a rispondere a un bisogno immediato e non invece a promuovere, a consentire un'esperienza di vita che può portare anche ad altri sviluppi. Questo è il primo cambio di paradigma, nel senso che la riforma porta alcuni cambi di paradigma che sono molto significativi. Quindi sono partito dai problemi anche perché anche per non rischiare, in quanto portavoce del forum del terzo settore, di essere magari visto come dire, colui che in qualche modo promuove in maniera acritica la riforma del terzo settore. Quindi problemi sicuramente, alcuni in via di soluzione, altri che devono essere oggetto di riflessione, certamente nuovi paradigmi, e questo anche è di per sé un problema, perché ci impone anche, come dire, un cambio di atteggiamento, anche forse un cambio di strumenti che dobbiamo darci da un punto di vista culturale. Infatti come forum del terzo settore siamo molto impegnati nell'aspetto formativo, naturalmente coadiuvando le grandi reti che fanno parte del nostro mondo, insomma, tra cui anche l'UMPLI, e non è una cosa scontata, proprio su questo fronte, sul fronte formativo, no? Per darci tutti degli strumenti nuovi, anche perché la riforma del terzo settore appunto sta dentro il tema dell'amministrazione condivisa, cioè dell'attuazione concreta di quella sussidiarietà orizzontale che era un po' di anni che avevamo in Costituzione, però era un pochino lì. Allora il codice del terzo settore, articolo 55, dice attenzione che quella cosa, la sussidiarietà orizzontale, non è solo eventuale, accessoria, succede, perché in Italia succede, storicamente è sempre successa e negli ultimi anni è successa ancora di più. No, è proprio un qualche cosa che è necessario, cioè è parte integrante appunto dei fondamentali del nostro ordinamento, dove le comunità, quindi l'espressione del civismo individuale e in particolare associato, viene visto non tanto come quella soluzione da mettere in campo quando c'è da tappare qualche buco, quando c'è un'emergenza, ma viene concepito come una forma di governo, di governance adesso, meglio dire, no? Cioè viene definita proprio dalla Corte Costituzionale, sentenza 131 del 2021, come amministrazione condivisa. Pensate che cambio di paradigma, pensate dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni, anche della cultura e della formazione dei dirigenti, prima ancora che dei politici, no? Delle pubbliche amministrazioni, cosa significa ragionare non in termini di prerogative della pubblica amministrazione che eventualmente chiama, se serve, il volontariato del terzo settore, ma di una visione di amministrazione condivisa dove l'amministrazione pubblica sa che può arrivare fino a un certo punto, per tutta una serie di motivazioni, diciamo che sarebbe lungo esporre, ha bisogno del terzo settore, del volontariato, non perché ne ha bisogno, ma perché è opportuno, perché il volontariato del terzo settore aiuta a colmare la distanza rispetto ai nuovi bisogni. È stato ben fatto vedere prima con quale rapidità le pro loco hanno cambiato pelle, hanno capito che c'era un bisogno nuovo e si sono attivate probabilmente anche più velocemente dei servizi sociali che hanno una dinamica, diciamo, organizzativa ovviamente più vincolata e più strutturata, che necessita, come dire, dei passaggi molto più appunto meno rapidi. Quindi il tema dell'amministrazione condivisa è un grande tema che oggi è diventato ineludibile, sia perché c'è un tema di spesa, di risorse, ma anche perché appunto già da molto tempo le pubbliche amministrazioni hanno, diciamo, appaltato parte dell'erogazione dei servizi pubblici, pensiamo al welfare, e quindi hanno anche un po' perso in alcuni casi la capacità della lettura dei bisogni, per cui il privato sociale è diventato
inevitabilmente fondamentale anche per dare questi elementi di conoscenza alla pubblica amministrazione. Ecco che allora si parla di coprogettazione e addirittura di coprogrammazione. Naturalmente non è solo un principio costituzionale, non è solo una norma, un articolo, anzi 2 del Codice del Terzo Settore, ma finalmente ci sono anche le linee guida del Ministero del Lavoro e della solidarietà sociale che ci danno anche proprio la procedimentalizzazione, per cui oggi ne stiamo facendo oggetto di formazione con l'ANCI già da un paio d'anni. Oggi diciamo che non c'è più l'alibi, no? Per dire ma per non sbagliarci facciamo la gara perché così la Corte dei Conti non arriva. No, dobbiamo stare attenti perché forse potrebbe arrivare invece la Corte dei Conti un domani a dirci ma scusa, perché hai fatto la gara mettendo al massimo ribasso quando invece questo è un ente del terzo settore iscritto a registro unico con cui avresti potuto fare la coprogettazione e quindi portare valore aggiunto da un punto di vista proprio, come dire, dell'innovazione sociale, della rete, no? Tutti quegli elementi che anche nella teoria dei servizi del welfare, per esempio, sono coessenziali all'efficacia dell'intervento. Terza slide. Terza slide. Sfide. Primo capitolo l'ho già esaurito. Nuovo civismo, appunto, va sostenuto incanalato. Abbiamo detto questa questione interessante del volontariato individuale. Qui le pro loco possono avere un ruolo veramente pilota, apripista. Perché? Perché tipicamente, l'abbiamo visto appunto a Padova Città del Volontariato, nell'anno e mezzo di impegno, tipicamente il volontariato individuale si mette a disposizione di quel soggetto, di quella istituzione che viene percepita come la più vicina, che evidentemente è il comune, no? Quindi, come dire, le pro loco che rispetto alla comunità territoriale, all'amministrazione comunale, quasi sempre sono la realtà più, diciamo, più dialogante, no? Prima l'assessore Caner parlava di quasi di enti strumentali, no? Ecco, probabilmente possono essere quell'occasione, come già sono in molti casi, di incanalare questo tipo di disponibilità. Ultimo ma non ultimo. Ultimo ma non ultimo, sì. Il tema dell'infrastrutturazione, cioè la riforma, diciamocelo, è stata formulata come ipotesi e come politica, non avendo in mente probabilmente il nostro modello veneto, forse avendo in mente altri modelli regionali, quello emiliano-romagnolo, quello lombardo, dove, come dire, c'è una maggiore prevalenza di reti molto aggregate. Pensiamo anche alla cooperazione sociale, quindi usciamo un attimo dal volontariato, ma pensiamo alla cooperazione sociale. La cooperazione sociale veneta è molto legata alle comunità territoriali. Di solito sono cooperative sociali di piccole o medie dimensioni, mentre invece in altre regioni abbiamo, diciamo, dimensioni completamente diverse. Perché parlo della cooperazione sociale? Perché la cooperazione sociale nel Veneto, non sempre in altri territori, quasi sempre nasce come evoluzione di un gruppo di persone che iniziano da volontari nel tentare di rispondere meglio e in maniera più continuativa e se possibile più professionale, quindi più efficace al bisogno della comunità. Infatti in alcuni territori si parla proprio di cooperative di comunità. Allora, questo è il modello dell'impresa sociale che dobbiamo fare in modo tutti insieme di promuovere ed è per questo che è bene che all'interno del terzo settore e quindi del forum del terzo settore come soggetto di rappresentanza ormai riconosciuto istituzionalmente a tutti i livelli stiano insieme il volontariato e la cooperazione sociale. Dico la verità, in questi 4-5 anni di riforma, la tentazione che abbiamo avuto un po' tutti di distinguere il volontariato come forma di civismo gratuito, puro, tra virgolette, dall'impresa sociale, che stanno dentro tutti insieme al codice del terzo settore, questa tentazione è venuta, perché appunto sembrano cose molto diverse. La verità è che se c'è una possibilità che la riforma del terzo settore non finisca per
promuovere una industrializzazione dell'economia civile, che finisce per distanziare inevitabilmente tutto l'elemento di valore e di gratuità di cui il volontariato è portatore rispetto alla professionalizzazione delle risposte ai bisogni. Se c'è una possibilità che questo non avvenga, è proprio tenendo insieme il volontariato e quelle forme più organizzate che possono prendere le forme dell'impresa sociale dentro uno stesso cappello, perché appunto se manca la matrice volontaristica delle esperienze che sono risposte ai bisogni, che assumono la forma dell'impresa sociale, della cooperativa, il rischio che poi l'impresa sociale sia molto impresa e poco sociale, l'abbiamo già visto, è facile correrlo e lo sarà ancora di più con una riforma che spinge in quella direzione. Quindi in questo senso credo che la realtà del Veneto faccia bene nelle sue varie forme, anche appunto della politica rappresentativa attraverso proposte di legge che riportano un po' l'attenzione a questa dimensione, a non essere autoreferenziale anche a livello nazionale, perché l'esperienza veneta è una di quelle che può aiutare tutta la riforma a livello nazionale a mantenere questa connessione che è indispensabile appunto per fare in modo che l'economia civile, il terzo settore, sia una risposta fatta di tanti strumenti, ma che, non perda quella matrice valoriale, personale e quindi, anche di senso che poi l'articolo 118 della Costituzione ci propone, ci codifica e a cui ci chiama a questa sfida, insomma. Ferrero. Grazie. Grazie molte. Avremmo dovuto parlare anche del PNRR, ma insomma sono sicura che poi nel vostro sito si trova tutto, anche queste ulteriori indicazioni. Abbiamo capito che c'è un percorso da fare, da compiere, e non è così semplice, bisogna ascoltare tutti. La rendicontazione mi pare importante, perché qualcuno mi diceva: intanto invito Paolo Tomasina a salire qui al posto del relatore, che per esempio le ASD, le associazioni dilettantistiche e sportive, che rendicontazione non ce ne facevano, qualcuno ne ha approfittato anche per combinare un po' di cose di tutti i colori. Paolo Tomasina è docente universitario, esperto nella pianificazione e valutazione delle politiche sociali. E quindi con lui apriamo anche un altro capitolo, quello del ruolo delle Proloco, che sono capaci di creare davvero un tessuto di cittadini attivi e responsabili. Questo l'abbiamo capito già nelle precedenti interventi, però andiamo a specificarlo. Non so se serve anche qui il tecnico al quale chiedo di essere... No, ci siamo? Ci siamo. Ci siamo, ma non si vede? No, lì si vede, ma non qui. Allora, rapidamente, per avere un piccolo contributo, e intanto io approfitto per ringraziare i tecnici che sono al lavoro, che ci danno voce attraverso i microfoni e anche la possibilità di condividere queste slide, che è importante per chi ci segue da casa e anche qui per seguire quanto dicono i nostri relatori. Tomasini. Sì, grazie, grazie per l'invito. Tra l'altro è un rivederci dopo qualche anno, visto che mi avete invitato già al convegno precedente, e ringrazio anche l'Adriana Rasera, perché mi sembra che abbia coordinato bene, pur non essendomi accordato con i relatori precedenti. Prenderò alcuni spunti sia da Andrea Favaretto che da Marco Ferrero, e continuando un discorso su questo tema che mi è stato affidato, quello del costruire cittadinanza attiva e quale ruolo per le Proloco. Allora, io partirei da questa cosa qua. La cittadinanza attiva è in continua trasformazione, non esiste da oggi, ha un lungo percorso, e quindi la donazione del tempo, no? Il fatto del volontario che dona tempo per la comunità cambia sempre, questo è interessante. E quindi farò un discorso un po' più generale, come hanno già anticipato i relatori precedenti, parlando del terzo settore, volontariato, e poi calandomi sulle Proloco. Però questa trasformazione, che esiste per motivi sociali, culturali, economici, richiede probabilmente anche un cambiamento delle organizzazioni, della forma organizzativa. Questa cosa che diceva Ferrero prima del volontariato individuale la riprenderò, perché richiede probabilmente a tutti gli enti del terzo settore, incluse le Proloco, di attivarsi qualche cambiamento per intercettare nuove risorse, nuove potenzialità. Quindi partirei da questo. Come vi dicevo, veramente è lunga la storia della solidarietà del volontariato. Vi consiglio questo bel libro che fa la storia del volontariato in Veneto, partendo
dal Medioevo, no? Quando i valori religiosi erano importanti, quindi la carità, l'attenzione al povero, no? Per esempio dagli umiliati. Oggi siamo in questa riforma del terzo settore che è già stata illustrata, non mi addentro più di tanto, però stiamo attenti che probabilmente dentro il RUNS non ci andranno tutti. E quindi ci sarà molte organizzazioni, piccoli gruppi che rimarranno fuori, che magari sono da intercettare nei piccoli comuni. E soprattutto l'idea che il domani della cittadinanza attiva dipende da noi, da come la stiamo costruendo oggi, e quindi è molto interessante. E oggi che cosa avviene? No? Io vedo questo, da una parte ci sono, anche alla luce della pandemia, delle crisi, no? Queste lamentele, le ho viste nei giornali, ma ce ne potremmo raccogliere a migliaia. Alcune organizzazioni dicono questo: la mancanza di volontari mette a rischio la festa patronale di San Michele Arcangelo, piuttosto che a Cesena la festa dell'unità per mancanza di volontari, la Caritas, Emporio e centri di ascolto chiusi per mancanza di volontari. No? C'era tutto questo elemento negli ultimi 2 anni, no? Delle difficoltà che hanno molte enti del terzo settore, immagino anche voi del Proloco, visto che non si potevano fare più alcune cose, feste, sagre e altre attività, ma vi siete anche dalla presentazione anche cambiato veste, è molto, molto interessante questa flessibilità, questa capacità. Però d'altra parte io vedo anche un'altra cosa, vedo alcune organizzazioni che dicono il contrario. Guardiamo questo, no? I nostri volontari nell'ultimo periodo sono raddoppiati nei ultimi 10 anni, no? E qui c'è l'esempio della Caritas italiana che invece vede un incremento di volontariato, ma non solo. È stato parlato di CSV, qui il CSV praticamente della Toscana passa all'azione, quelli che hanno più di 50 anni fanno bene, quindi un'attivazione di tutte le persone oltre 50 anni. Quindi ci sono organizzazioni che in questo periodo di crisi, diciamolo, alcuni, pensate, avevano cominciato a parlare già qualche anno fa di recessione civica, nel senso le crisi economiche, alle volte e anche qualche disastro, provocano addirittura una riduzione della disponibilità del volontariato. No? Però in questo momento c'è chi in qualche modo forse sa innovarsi, un pochino l'abbiamo visto anche delle Proloco, e quindi riescono ad attrarre, a catturare. Però al di là di queste impressioni qualitative, andiamo a vedere i numeri, sto un pochino aggiornando quelli che ha presentato prima Andrea Favaretto, perché sono andato a recuperare i dati del BES. Il BES è stato detto all'inizio dal presidente della BCC, no? Che è un indicatore di civiltà. Ecco, oltre al PIL, annualmente lo Stato produce il BES, che significa benessere equo e solidale. Tra questi indicatori, è un indice sintetico, cioè, tra questi indicatori c'è anche l'attività di volontariato. E quindi sono andato a vedermi i dati, e fino al 2021, quindi sono freschi, come vedete questa è l'onda, persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto attività gratuita per associazioni o gruppi di volontariato, sul totale delle persone 14 anni in più, questo a livello nazionale. No? Come vedete, in effetti negli ultimi 2 anni c'è un calo, siamo al 7,3 della popolazione, stando questo. State attenti, associazioni o gruppi di volontariato, per riprendere le cose che diceva Marco Ferrero, poi ci soffermeremo. C'è un pochino di più i maschi, un pochino di meno le femmine, se volete poi dei dati più precisi, ma adesso non c'ho molto tempo, insomma, ma sarebbe interessante poi approfondire il profilo di questi, perché, ve lo dico subito, nel profilo emergono delle cose molto interessanti. Emerge per esempio qual è la classe d'età, poi vi faccio vedere anche per classi d'età, insomma qual è la più, vabbè comunque non entriamo, comunque c'è un calo. Vediamolo in Veneto, questo è il dato Veneto, anche in Veneto c'è un calo e siamo al 10, 1 su 10, stando un pochino di più i maschi e un pochino di più le femmine. E con delle punte che ci sono state proprio negli anni 15 e 16, quindi qui forse non c'è stata recessione. Stiamo attenti che il Veneto è la seconda regione d'Italia, quindi siamo a livello più avanzato, praticamente proprio disponibilità. La prima, ve la lascio immaginare, quale potrebbe essere? Trentino Alto Adige, Bolzano. Interessante, no? Collegato alle questioni economiche, dove c'è più ricchezza c'è anche più disponibilità praticamente a donare tempo per gli altri. Comunque c'è un calo, quindi i dati effettivamente registrano questa cosa negli ultimi tempi. Vado a vedere anche, perché un'altra lamentela che sento, anzi le 3 lamentele sono queste, tutte le associazioni. Invecchiamento dei propri aderenti, volontari o soci. Difficoltà di attrarre nuovi volontari, quindi della mancanza di volontari giovani, no? Nelle fasce giovanili, ricambio generazionale delle figure apicali o che hanno le responsabilità. Nessuno vuole più prendersi la responsabilità dell'associazione. Poi abbiamo visto anche l'appesantimento burocratico con queste cose. Andiamo a vedere un pochino i giovani a livello nazionale. E anche qui, praticamente,
c'è un calo negli ultimi tempi, lo vedete soprattutto nella fascia 14-19, che insomma era una fascia media tra i giovani, come vedete qui, fino ai 34 anni considerati, ma c'è un calo anche dei 20enni, 24enni, non riesco a capire perché, non ho letto nessuna spiegazione di un incremento dei 25-34, comunque questo è un contro interessante, no? Fanno amicizia, può essere, sono appena finito l'università, si iniziano il mondo del lavoro, insomma, perché ci riesce. Allora, questo è interessante. No, pensate che la fascia principale di volontariato a livello nazionale è quella tra i 20 e i 24 anni e subito dopo quella tra i 65 anni in su. Questo è molto interessante, no? Praticamente, perché sono quelli che oggi hanno un corpus importante. Oltre a questo calo, in questa ultima pandemia, c'è anche un calo, devo dirvi, no, anzi lì non c'è proprio un calo, ma delle donazioni economiche, mi ha detto l'importanza di avere anche delle risorse, no? Allora qui c'è una lieve crescita nel 2020, ma c'è stato un calo nel 2019, no? La donazione media è 80, qui c'è un bellissimo rapporto, ogni anno fanno sulle donazioni, tra l'altro donazioni di tempo, donazione economica e anche donazioni di organi che sono importanti, lo sappiamo benissimo. E comunque vedete, no? Quando c'è anche un piccole crescite, ci sono comportamenti molto difformi, no? Ci sono enti non profit con raccolte in aumento, 1 praticamente su 4, praticamente invece sono quelle che hanno raccolte stabili, la grande maggioranza in effetti è in diminuzione. Ma dovremmo andare a vedere chi riesce in questi momenti di crisi, no? A trovare soluzione, a recuperare, questo è interessante. Ma poi la questione interessante, la riprendo da Marco Ferrero, questa cosa del volontariato individuale. Allora, riprendo i dati che va cominciato anche a utilizzare Andrea, che sono del 2013 gli ultimi dati nazionali, quindi sono vecchi. Però, vedete queste mappette qua? Allora, queste danno l'idea del volontariato totale, la prima cartina, e qui vedete il Trentino Alto Adige, ma il Veneto è molto scuro, quindi ce ne ha tanti. Quello del volontariato organizzato, ancora il Trentino, ma anche il Veneto molto alto. E vedete il volontariato individuale, il Veneto si aggancia molto al Trentino, quindi c'è anche molto volontariato individuale esistente. Allora, entriamo dentro su queste cose qua del volontariato individuale, perché secondo me ha a che vedere con anche il vostro lavoro. Allora, intanto vi ho detto prima che c'è un cambiamento delle caratteristiche del volontariato. Tra l'altro io andrei anche a ridefinire che cosa è oggi volontariato. Sarebbe da scavare un attimino, poi lo capirete meglio delle cose che vi dirò dopo. Allora, intanto oggi, questo volontariato individuale oggi è temporaneo, episodico, parliano gli studiosi, no? Liquido, individuale, quindi alle volte magari qualcuno anche fa parte di più associazione, ma mi soffermerei sulla parte dell'episodico, liquido, individuale. Non si vuole responsabilità. Quindi c'è disponibilità ad offrire del tempo, ma quando lo dico io, quando mi conviene, per un tempo discreto, e praticamente non fatemi partecipare ad assemblee, ad associazioni, altre cose. Questo è un problema praticamente, no? Se si cresce insieme, praticamente, no? O i corpi intermedi, che tu hai detto che hai fatto una critica, però insomma queste organizzazioni intermedie sono importanti. Però c'è questa cosa che fa parte di una cultura molto individualistica che sta crescendo nella nostra società, che però ci blocca la costruzione della comunità. Quando vedete una videocamera in una piazza di un paesino di montagna, vuol dire che lì difficilmente c'è più comunità, non c'è più la comunità di una volta. Questa è una roba, ma anche quando al distributore di benzina, quando c'è la videocamera, perché vuol dire che attraverso la videocamera io ricreo la fiducia che una volta c'era e c'è bisogno di questi dispositivi tecnologici. Ma l'altra cosa è il volontariato, soprattutto dei giovani, oggi è molto connesso al divertimento, al piacere. Sì, tu Ferrero hai sottolineato la roba di far fatica, vabbè, però dobbiamo invece unire, perché non si può fare volontariato divertendosi e in modo praticamente anche leggero, no? Vi dico questo perché alcune organizzazioni riescono a attrarre i giovani, perché magari anche l'Avis facendo gli aperitivi con i giovani la sera, piuttosto che altre questioni, no? Allora certo è impegno, ma impegno anche di divertente. Io ho visto moltissimi giovani che sono disposti, tu ricordavi 2000 lì a Padova, ma altri che sono disposti a dare una mano alle sagre, alle cose, però devono divertirsi nello stesso momento. Tra l'altro che anche gli adulti o gli anziani non si divertono nel fare volontariato, questo è tutto da dire. Io notavo che quando ho portato mio papà a fare nei centri vaccini, praticamente in un posto del Friuli, c'erano ovviamente c'erano gli alpini con la protezione civile che infatti estradavano le persone, un lavoro immenso che orientavano, altrimenti avrebbero avuto difficoltà ai centri vaccinali. Ebbene, ma li sentivo parlare, si sarebbero rivisti dopo per un aperitivo, una cena, cioè era un momento di convivialità, ma deve essere così, cioè il volontariato non è pesantezza, è leggerezza e partecipare poi della vita quotidiana. E stiamo attenti, poi c'è un'altra sfida di un volontariato a distanza, la
materializzazione dell'aiuto, si può aiutare le persone anche a distanza, no? Tutti praticamente i centri telefonici anche di ascolto durante la pandemia, se non ci fossero stati sarebbe stato veramente un guaio, quindi è importante e teniamone conto anche di questo. Vado veloce. E poi guardiamo le ramificazioni oggi che ha il volontariato. Ok, certo, negli enti del terzo settore, non solo organizzazioni, APS o gruppi informali, ma per esempio questa cosa è stata ricordata, individuali delle persone che si mettono a disposizione del comune anche durante la pandemia. Tu ricordavi appunto Padova, io ho raccolto per conto del Ministero, abbiamo fatto una ricerca durante la pandemia, 600 cittadini si sono presentati al comune di Bari per dire sono disposto a fare qualcosa in questo momento della pandemia, ma non farmi partecipare a alcuna associazione, dammi la copertura assicurativa e lavoro per il comune, creando problemi al comune che non aveva mai gestito 600 volontari in questo momento qua, no? Oppure sta nascendo l'altra cosa spinta molto dall'Absus, il laboratorio di sussidiarietà di Bologna, no? Quelli di patti di collaborazione tra cittadini che non diventano associazione, ma il comune fa un regolamento praticamente dell'amministrazione condivisa, ce ne sono 270 in Italia, 12 controllato anche in Veneto, 12 comuni, quasi tutti i capoluoghi di provincia e altri più piccoli, che si mettono a disposizione per i beni comuni. Poi penso che ci sarà un intervento su questa cosa, quindi non entro su questo. Ma ci sono volontari anche nella pubblica amministrazione e guardate anche nelle imprese. Oggi si parla di volontariato aziendale, alcune società che mettono a disposizione del proprio personale per fare volontariato negli ETS, addirittura alcune società benefit, sapete sono entrate nel nostro ordinamento giuridico nel 2015, mettono a disposizione, distaccano personale con competenze come faceva Olivetti praticamente negli anni 50 a disposizione di organizzazioni del terzo settore. Questo è molto interessante, no? E quindi ci dobbiamo chiedere, questo volontariato da nessuna o pluriappartenenza? Forse dobbiamo cominciare a ragionare di un volontariato di comunità. Non mi interessa a quale associazione lui aderisca formalmente, purché sia assicurato, ma può contribuire a dare una mano alla comunità. E qui ovviamente la Pro Loco può intercettarne, come altre associazioni, ma facendo insieme e sapendo che il volontariato non è per la propria organizzazione, ma per la comunità. Questo mi sembra un passaggio fondamentale, se vogliamo catturare e attrarre. E poi vedevo questa cosa, tra l'altro l'ha ricordata prima Ferrero, già nella definizione del decreto legislativo del 117, il volontariato è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità, del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore. Anche questo è molto interessante, mettendo a disposizione tempo, tra l'altro anche però non solamente degli enti del terzo settore, ma anche delle imprese, abbiamo visto, della pubblica amministrazione, ok? Quindi un cambiamento epocale di come sta andando avanti. E io vedo due pratiche, in modo didascalico, vi faccio vedere quello che fanno gli enti del terzo settore. Da una parte ci sono pratiche repulsive, che dicono, si è sempre fatto così e quindi io continuo. Questo non aiuta certo ad attrarre. Oppure, bene che vengano i giovani, ma che rimangano al loro posto, no? Non ai vertici, con non troppe tecnologie, altrimenti mi scombussola, no? Sta cosa qua. E poi l'idea è la centralità assoluta dell'impegno, è fatica il volontariato, è impegno, è dedizione, ok? E poi l'assemblearismo pseudodemocratico, perché sappiamo che c'è la teoria che ce lo dice, gli studi praticamente durante l'assemblea che siano tutte democratiche, c'è da lavorarci sopra. Dall'altra parte ci sono alcune organizzazioni che hanno pratiche attrattive, quindi l'aggancio ai temi dell'attualità, ma anche nelle modalità di attuazione. Io faccio parte anche di Libera, per esempio, è capace di attrarre giovani studenti, sia universitari che delle scuole intermedie, ok? Temi sulla mafia, sulla corruzione, sono molto interessanti, di attualità. Poi bisogna dare spazio al protagonismo giovanile, assolutamente, delegare, lasciarli praticamente lavorare. E poi questa connessione, gratuità, piacere e socialità, bisogna metterle insieme. In un modo, certo vi dicevo prima dell'Avis che fa praticamente l'aperitivo, c'è il rischio della deriva alcolica, però insomma si deve cercare praticamente di tenerle praticamente una careggiata. E poi forse dobbiamo lavorare anche sulle figure di adulti carismatici. Gli adulti hanno perso il carisma alle volte sul praticamente dei giovani, ma quando ce n'è qualcuno i giovani lo seguono. Questo è molto interessante. E vado anche problema quello del carisma. Come? Non era un respiro per accelerare, è un bel problema quello del carisma, delle figure carismatiche. Ok, no, sto quasi concludendo, quindi naturalmente poi magari ci sono già, anche perché siamo già a 17 minuti. Quindi be quiet. Ok, allora secondo me gli enti, quali sono alcuni indirizzi che mi suggerisco, insomma, ma alla luce della letteratura ovviamente, non certo solamente delle mie idee, di quali potrebbero essere questi
cambiamento organizzativo che le organizzazioni del terzo settore devono attuare, perché il volontariato individuale è una risorsa importante, o la attraiamo, riusciamo a coinvolgerla, o praticamente le organizzazioni in qualche modo vanno in qualche modo, anche alcune moriranno secondo me, alcune grandi organizzazioni che non sanno avere un ricambio. E quindi, ma voi è stato già detto, ma voi lo state anche facendo, le Proloco, l'attivare reti, alleanze con altri soggetti, l'abbiamo visto dai dati che ha presentato Andrea, è fondamentale. Oggi si cresce insieme, nessuno ce la fa da solo, soprattutto nessuna organizzazione ha tutte le risorse per raggiungere i propri obiettivi. Questa è l'idea importante, no? E quindi poi dotarsi però anche a livello organizzativo interno, della forma organizzativa, di una struttura operativa reticolare, quindi più deleghe, più responsabilità condivisa, più coinvolgimento interno, più snellezza procedurale. Avete sottolineato bene, la deputata ha sottolineato la snellezza praticamente nella creazione di eventi, ma bisogna anche snellirci noi nel modo di comunicare, di dialogare all'interno delle organizzazioni. E poi questa cosa qua, rimettere al centro la comunità, altro tema abusatissimo, nel PNRR è utilizzato non so quante volte per dire di tutto e forse il contrario di tutto, però c'è bisogno di ricostruire comunità. E chi meglio delle Proloco mi sembra deputato a fare questa cosa qua. E poi un'altra cosa, come da anni si sta lavorando molto sul fundraising, quindi sul recupero, dotarsi di risorse, forse dovremmo anche accaparrarci a utilizzare alcuni strumenti di people raising, di come far sì di coinvolgere le persone. Anche questo mi sembra con gli strumenti tecnici. Quindi, e chiudo, quindi qual è il possibile ruolo per le Proloco dal mio punto di vista? I processi di individualizzazione, che vi ho raccontato velocemente, hanno prodotto un civismo attivo sempre più individuale. Questo è ambivalente, come è stato detto, quindi noi dobbiamo catturarlo. Se noi invece lavoriamo sulla ricostruzione, e questo può produrre però anche una perdita di comunità, accanto alla positività non crea costruzione di legami comunitari, questo individualismo, se non momentaneo, scordinato. Abbiamo bisogno insomma di catturarlo in una certa maniera, e quindi dobbiamo lavorare moltissimo nella costruzione dei legami sociali di comunità. E chi meglio delle Proloco, che mette assieme turismo, mette assieme vita quotidiana, mette assieme tante cose diverse, può farlo, e solo così potremo ritornare a un civismo attivo collettivo ma rinnovato con le dimensioni che vi ho detto prima. Io volevo chiudere, poi ci sono problemi di connessione, con un video praticamente interessantissimo che dice che le sfide bisogna affrontarle con leggerezza, ma anche con grande volontà e positività. Poi le cose verranno da sé. Vi ringrazio. Grazie davvero. Vediamo questo video. Non si può. E quindi, vabbè, no, vi lascio le slide e lo vedrete che pazienza. in modo Mi individuale. piace molto la definizione di volontariato di comunità, non so se questo poi scombinerà tutto. Le associazioni credo debbano proprio pensarci, e un po' anche i comuni insieme. E allora, è stato tanto citato questa mattina Bruno Barel per le sue qualità, le sue competenze, io dico per la sua sapienza, che generosamente vorrà esprimerci qui anche questa mattina. Adesso recuperiamo, ma ecco, lasciamo subito il posto al giurista e molto altro Bruno Barel. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, ma anche per avermi consentito di proporre un titolo strano che sembra centrare poco, forse niente, con l'argomento del convegno. Capitale umano e beni comuni immateriali. Ve l'ho proposto perché volevo ragionare con voi su qualche parola. Le parole sono pesanti nella vita delle persone, contano, sono molto sprecate oggi. Forse meritano una riflessione maggiore le parole. E la parola capitale umano è una parola molto di moda, soprattutto nel mondo delle imprese, per indicare un risveglio di coscienza su quello che in passato era indicato come la forza lavoro. Improvvisamente, anche nei bilanci sociali delle imprese, si è cominciato a dire che accanto al capitale finanziario esiste nelle imprese un altro capitale, che è dato dai collaboratori. Ma per fortuna, dietro queste parole si è aperto un ragionamento. Che cosa apportano i miei collaboratori all'impresa?
qual è il valore apportato dal lavoro. E si è cominciato a riflettere sul fatto che questo valore non è solo quello espresso dallo scambio, non è il valore di scambio. Mi permetto di fare un esempio che tutti possono comprendere, un esempio in house. Il valore della banca Prealpi San Biagio è il capitale umano dei suoi collaboratori. Ma io quando penso al direttore generale Girolamo D'Adalto di questa banca, non penso alla parola capitale umano. Penso a una persona straordinaria che è tra i più grandi banchieri italiani oggi, riconosciuto unanimemente, che gode di credibilità, di stima. Ciascuno darebbe il portafoglio di famiglia e anche il figlio da accompagnare a scuola a queste persone. Allora, capitale umano è un modo molto riduttivo, quasi patrimonial finanziario, Sì, infatti da c'è una economisti, discussione anche su questo. per recuperare il senso delle comunità di lavoro. Adesso un'altra parola va di moda, che è innovazione, creatività. Si comincia a dire, ma i miei collaboratori hanno delle idee, ogni tanto aiutano a migliorare l'organizzazione dell'azienda, a inventare un prodotto nuovo, a fare le cose in un modo diverso, più efficiente. E molte aziende moderne cominciano a premiare i loro collaboratori per questo apporto che non è più la forza lavoro, è l'intelligenza creativa delle persone che si riconoscono in quella comunità ed esprimono la loro ricchezza. Dunque, questa parola comincia a trovare spazio dentro il mondo delle imprese. Ma noi oggi abbiamo tutti riflettuto su come questa parola oggi recuperi profondamente il suo significato nella società civile. Perché stiamo parlando di un contributo dei singoli, da soli o organizzati, al bene comune. E non è un valore di scambio, non è monetizzabile, non si può misurare, è unilaterale, è un dare senza chiedere. Allora, credo che tutto questo meriti di essere riportato, è stata citata più volte la Costituzione, ma meriti di essere riportato a quello che in uno degli ultimi discorsi Marchionne definiva recuperare il senso del dovere. Perché nella stagione dei diritti, in cui ormai stiamo dilagando in un assistenzialismo vergognoso, di fronte a ogni problema si chiede qualcosa a qualcuno, mentre i nostri vecchi ci insegnavano fai il passo secondo la gamba, cicala e formica, ci educavano al dire fai da te. Stiamo entrando nella stagione dei diritti autoproclamati in cui non c'è rischio, non c'è responsabilità, qualcuno mi deve garantire la vita. E se muoio, colpa del medico di sicuro, per cui il parente comincia a fare l'azione di responsabilità ancora a defunto caldo. Allora, in questa stagione io voglio ricordarvi qualche, in poche battute naturalmente, qualche frase della Costituzione. L'articolo 2 dice: la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu sei te stesso non solo quando ti chiudi nella tua casa, ma sei pienamente te stesso quando entri in relazione con gli altri. La dimensione sociale dell'individuo, che non è altro, è fondativa, cioè è parte del suo essere persona. Una persona non è un individuo isolato nello spazio del tempo. I greci dicevano politikon, un animale sociale. Nasci per le relazioni
riesci a esprimerti nel dare e avere delle relazioni sociali, che è il contrario esatto di quello che è successo ai nostri poveri ragazzi con la DAD, dove hanno perso queste relazioni. E vi capita mai di andare al ristorante e vedere una bella coppia, tutti e due con gli occhi sul telefonino, che non si guardano e non si parlano? Abbiamo i segnali intorno a noi di cosa vuol dire perdere le relazioni sociali. Ma l'articolo 2 della Costituzione aggiunge nello stesso articolo: la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Lo stesso articolo che dà tutela ai diritti aggiunge: ti richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà. Cioè, non è che ti dai da fare per gli altri se hai tempo da impiegare, non sai come passarlo altrimenti. È un dovere civile fare la propria parte nella società, perché il bene comune non è il risultato del compito degli enti pubblici. Il bene comune è frutto della comunità degli italiani e degli ospiti della Repubblica Italiana. E l'articolo 4, secondo comma, dice: ogni individuo ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Non li sentite spesso citare questi articoli nella parte dove parlano dei doveri, ma parla di voi. Dice: la Repubblica vi chiama a concorrere al progresso materiale e morale della società, secondo possibilità, scelte nelle forme più varie. E poi c'è un altro bellissimo articolo, che è l'articolo 9, che è stato recentemente ritoccato. Vi dice: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche negli interessi delle future generazioni. Vi domando, quando qui c'è scritto, si legge Repubblica, chi intendono? Dove andiamo a cercare la signora Repubblica? La Costituzione dice: tu sei Repubblica. Tu non deleghi agli enti pubblici la tutela del bene comune. Gli enti pubblici hanno dei compiti specifici, ogni individuo come parte costitutiva della Repubblica ha dei compiti di portata generale. Allora, il capitale umano è la ricchezza dei singoli nella loro dimensione sociale, nell'impresa e fuori dall'impresa, che non è solo una facoltà, se ho voglia e se ho tempo, è un dovere verso la Repubblica, ti rende cittadino vero, attivo. Allora, in questa prospettiva, io dico che il volontariato fa parte della stagione, non dei diritti, della stagione dei doveri, è senso di responsabilità. E assume tantissime forme, dalle forme dell'apporto individuale alle forme dell'apporto collettivo, associativo, nelle quali si esprime compiutamente la ricchezza della personalità dei singoli. E qui, allora, torna il tema di fondo dei beni comuni. Secondo il principio di sussidiarietà, non c'è un addetto ai beni comuni. I beni comuni, le commons, come li chiamano le common law, ormai sono nel patrimonio culturale internazionale e rappresentano quei valori materiali o intangibili che fanno l'identità, la cultura, i valori di un territorio, di una comunità, un'eredità culturale che è fatta non soltanto di cose e monumenti. E su questo c'è una convenzione del 2003 dell'UNESCO che dice una cosa che è bene ricordare qui dove si parla delle colline patrimonio dell'UNESCO.
perché quelle colline non sono cose, sono l'immagine di una storia, di una fatica, di una sofferenza, l'immagine esteriore, ma dietro quelle colline ripide, io penso sempre alla signora Pina che era qui durante l'occupazione della Prima Guerra Mondiale, che mi raccontava che mangiavano erba per sopravvivere, e da quella fatica e da quella miseria sono nate le colline terrazzate. Allora, dice questa convenzione, il patrimonio immateriale comprende le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, oggetti e manufatti e spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalla comunità e dai gruppi, in risposta all'ambiente, alla loro interazione con la natura e la loro storia, e da loro un senso di identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Dunque, i beni comuni non sono solo quelli che vediamo, sono la memoria dei luoghi, la fatica delle persone, che spesso torna nei muretti a secco, torna nelle case coi sassi di pietra portati lì a mano con la carriola, torna nelle cose, ma sta dietro le cose. Ed è la nostra storia, la storia di chi ha fatto fatica per portare la Repubblica fin qua. E dunque allora, e concludo, ben venga oggi l'attenzione alle forme organizzative, ben venga una regolazione più attenta. Io ho sofferto la vicenda del mulinetto della Croda, voglio qua ricordare quelle povere persone che hanno perso la vita per fare volontariato. Io conosco gli atti di quei processi e so bene che la giustizia è cieca, che in quei casi cerca un capro espiatorio in chi non ha timbrato una carta, e quindi dobbiamo stare 3 volte attenti nella normativa, perché poi il giudice penale non va a guardare le forme organizzative, va a cercare qualcuno che poteva forse aver fatto qualcosa di diverso in base a una conseguenzialità virtuale, quello che io chiamo la giustizia col senno del poi, no? Però chi si trova lì vive una stagione di grande sofferenza, quando addirittura non perde la vita. Quindi benissimo intervenire sulla parte normativa, ma mi pare molto più importante, o meglio, non meno importante, riflettere sui fondamentali, perché in questo momento in cui dilaga la cultura dei diritti, io rivendico la cultura dei doveri. Grazie. Sì, grazie a Bruno Barel che ci ha spiegato cos'è il capitale umano, cosa sono i beni comuni immateriali. Approfitto prima della conclusione con il presidente nazionale dell'UNPLI Nino La Spina per salutare anche il consigliere regionale Sonia Brescaccin che ci ha raggiunto, e naturalmente da parte mia grazie a tutti per essere qui, perché davvero queste riflessioni che stiamo facendo sono utili. Allora, presidente La Spina, se vuole venire qui accanto a me, oppure per le conclusioni se preferisce stare al podio in piedi, come le viene meglio, perché so che alcuni preferiscono parlare in piedi. Certo, poi presidente, giusto così. Allora, come abbiamo sentito, l'importanza del volontariato, delle Pro Loco costituiscono davvero una grande risorsa, hanno di fronte sfide importanti, si stanno cercando delle soluzioni, accanto ai, come ricordava Barella, accanto ai diritti ci sono i doveri, bisogna avere un quadro di quel che c'è adesso per guardare avanti. Beh sì, intanto buongiorno a tutti. Beh, dopo aver assistito all'intervento di Bruno Barel, che insomma è sempre entusiasmante, perché quando le racconta in modo veramente molto incisivo e molto semplificato, parlando di cose complicate che poi invece diventano
piacevolmente ascoltabili, ma come tutto quello che abbiamo ascoltato oggi durante questo importante convegno. Importante perché centralizza il valore del volontariato, valore che magari per chi sta qua oggi insieme, partendo tutti dal presupposto che siamo volontari, suppongo che ce ne saranno il 100% qui che sono volontari pro loco e non solo, ma che parte da un presupposto che vede il volontariato magari avere dei momenti di alta visibilità e dei momenti in cui magari qualcuno se ne dimentica. Adesso abbiamo passato il periodo del Covid, dove il volontariato ha avuto un ruolo sicuramente determinante, perché forse senza il volontariato il Covid sarebbe stato ancora più traumatico. L'abbiamo avuto durante il terremoto, quando migliaia di persone si sono messe insieme per dare aiuto ad altri, dove hanno ospitato, dove hanno seguito e quant'altro. Lo vediamo adesso nel momento ancora traumatico per una nazione che è l'Ucraina, e dove ogni giorno c'è da ogni parte d'Italia un camion che parte, un bus, un aiuto, tutti si sono messi in moto per fare la loro parte e per essere parte di quella comunità che vuole dare ad altri, perché il volontariato parte da quello, il voler donare se stessi agli altri. E questo è il valore che noi portiamo qui con noi insieme anche oggi, donando il nostro tempo ad ascoltare, ad apprendere, a costruire ancora di più il nostro grande lavoro che poi dobbiamo riportare fuori da queste mura, che portiamo insieme durante ogni giorno di attività che facciamo. E quindi, ecco, voler parlare di volontariato fa bene a tutti e fa bene a comprendere meglio qual è il valore nostro e qual è il valore del volontariato, quello che è il dovere civico che ci impone lo Stato, ma che ci impone la nostra coscienza, che poi è il bene che diamo a tutti gli altri. Ma si è parlato chiaramente di volontariato in modo trasversale, perché è chiaro che ci sono gli aspetti positivi, negativi, ci sono elementi che compongono questo variegato mondo e che affronta diverse problematiche. E su questo effettivamente si è parlato tanto, si sono messi sicuramente tanti tasselli importanti, tanti tasselli per affrontare anche in modo corretto, credo, il nostro ruolo di volontari individuali, ma nel caso specifico nostro di volontari organizzati e organizzati a tutti i livelli. Partiamo appunto dalla riforma del terzo settore, dalla famosa legge 117, che in molti casi ha fatto paura a tanti, che impone magari sicuramente una riflessione che magari viene vissuta per qualcuno come un grande ostacolo alla nostra crescita. Però ecco, qui sono emersi molti elementi che debbono farci riflettere su come affrontare la vita, perché poi è quello che facciamo tutti i giorni, quindi non si capisce perché per affrontare la riforma del terzo settore ci dobbiamo preoccupare, la dobbiamo affrontare pensando che sia un nemico, quando invece pensiamo a un evento nella nostra comunità, dove lì sì forse abbiamo qualche nemico e su cui io sono qui pronto, ma lo abbiamo fatto dal primo momento, e mi riferisco alla norma sulla sicurezza. Su quello sì è un nemico non tanto per gli elementi che chiaramente lo vanno a codificare e a
realizzare nel suo contesto, perché nessuno può qua mettere in dubbio i criteri che hanno portato e che comunque debbono stare in modo proprio implicito nell'organizzazione di ogni evento, no? Cioè non possiamo pensare o non pensare ai rischi che si corrono quando si organizza un evento, anche perché purtroppo, come sempre accade, ecco, ne sappiamo qualcosa, e qui abbiamo il nostro caro presidente di Reflontolo che l'ha vissuto sulla propria pelle. Allora, gli amministratori, il presidente poi è chi ne risponde in prima persona, quindi chi più di chi organizza, chi più del presidente, chi più di chi ci opera voglia tenere presente la sicurezza di tutto, chi penso arrivata a fine serata quando è finito tutto non ha quel respiro di sollievo e quel vabbè è andato tutto a posto, benissimo, abbracciamoci, è finita, ecco. Quindi non credo che ci possa essere da parte di nessuno il dubbio su quello che devono essere i criteri di sicurezza. Altra cosa è invece dire questo non si può fare, 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 questo lo dovete fare così. E allora uno poi comincia a dire ma che cosa dobbiamo fare? Ditecelo, così noi magari anziché fare un evento come la primavera del Prosecco che richiama 300.000 persone, magari ci facciamo la briscola in casa. Ecco, questo è il ragionamento. Allora lì io sono pronto a fare insomma tutto quello che è possibile. Ringrazio la onorevole Mellere per il suo supporto, per la sua iniziativa concreta, così come ringrazio l'onorevole senatore De Poli per l'altra proposta che è stata presentata al Senato e che tra l'altro, ecco, ne ho parlato anche prima, non vanno sicuramente in conflitto, perché uno è una norma che disciplina il ruolo delle Proloco e gli eventi delle Proloco, l'altra è una riforma della sicurezza, quindi sono due aspetti diversi che partono tutte e due dalla stessa indicazione. Una è partita pre-Covid e quindi con un problema dove era impossibile andare a toccare la normativa perché c'era stato già assolutamente vietato, l'altra parte oggi dove è assolutamente indispensabile essere a supporto delle comunità per aiutare la ripartenza e non per essere un veicolo di blocco per questi eventi. Quindi da questo punto di vista ritengo che oggi tutto questo vada affrontato nei modi opportuni. Mi auguro che il percorso legislativo possa essere un po' più celere di quello che magari tutti ci preoccupiamo che sarà, purtroppo, ecco, perché da questo punto di vista non possiamo non conoscere i nostri polli e quindi sappiamo, però ecco, pensiamo anche che si possano fare azioni concrete in tempi concreti, perché questo secondo me è un elemento importante, anche se anche su questo, insomma, non ci siamo fermati. Cioè, abbiamo nel momento della messa in funzione della normativa ci siamo un po' fermati, abbiamo annullato 2019, abbiamo annullato circa 1800 eventi in un mese, però poi abbiamo ripreso, le piazze sono state tutte gremite. Nel 2019 in ogni caso avevamo 110.000 eventi organizzati, quindi non è che ci siamo fermati, non ci siamo fermati nemmeno durante la pandemia, perché anche durante la pandemia io ricevevo 10 telefonate al giorno nel momento in cui era possibile poter operare, ma io voglio organizzare, ma dobbiamo fare, perché il nostro era quello di poter animare e ieri come oggi è fondamentale animare le comunità, perché siamo stufi, scusateci,
ma non ne possiamo più di vedere di disgrazie, morti nella televisione. Dovremmo un pochettino bloccare, perché tutti i giorni sì, l'Ucraina sicuramente è sotto assedio, il mondo è stato sotto assedio dalla pandemia, però purtroppo noi siamo bombardati tutti i giorni da notizie negative, da uccisioni, non se ne può più, abbiamo bisogno un po' più di leggerezza, e allora che ben vengano le notizie utili, le notizie positive, le notizie che possono magari fare quel lavoro magari di richiamo, ok? E di possibilità di recuperare, quindi people raising, giusto? Ecco, recuperiamo le persone, perché se magari riusciamo ad allargare questo nostro ambito, facciamo capire quanto è importante il capitale umano nel volontariato, e allora magari qualcuno si avvicina, perché i dati che sono stati portati sono dati che purtroppo rileviamo in molti posti. Ci sono manifestazioni sacre che purtroppo saltano, molte associazioni che hanno questa difficoltà nell'avere dei volontari, un po' per paura, perché ancora qualcuno con un po' di fobia cerca magari di evitare i contatti, cerca di non uscire, o perlomeno di non, o qualcuno che magari è stanco, oppure magari il fatto che dopo 2 anni di un po' alcune cose si sono perse, no? Quella convivialità, ecco. Quindi questi aspetti sicuramente ci stanno, ma allora cerchiamo di dare anche fiducia attraverso, e lo dico alla nostra carissima moderatrice, che oggi ho apprezzato per il suo intervento qui veramente straordinario, quindi mi auguro anche che possa farsi da veicolo per dare dei segnali. Io l'ho detto a tutti i livelli, diamo uno spazio a quello che sono le buone notizie, perché credo che le persone abbiano bisogno di sentire ogni tanto anche buone notizie, perché purtroppo nella programmazione è rilegato così al lumicino, no? Quindi magari sentiamo 27 omicidi e poi magari una notizia importante per quello che fanno migliaia e milioni di volontariato, ma lo diceva bene, ecco, doniamo tutto il volontariato, 126 milioni di ore, le Prologo ne facciano quanto, 25 milioni, 20 milioni, non lo so quanto doniamo agli altri, ma penso che sia un dato assolutamente importante, di cui credo che tutti qui dobbiamo essere orgogliosi, no? Perché è quello che doniamo noi allo Stato. Allora, su tutto questo dobbiamo avere dei ritorni, non lo facciamo gratis. Allora il ritorno deve essere quel riconoscimento che deve aiutare a farci stare meglio, a farci lavorare meglio per gli altri, e bastano piccole cose per fare quello che magari ci allevia questo fastidio, questo dover tornare, dover chiedere, dover magari spendere più soldi per la sicurezza che per l'animazione. E questo è sicuramente un elemento che prendiamo in modo chiaro, lo abbiamo sempre detto. Lo abbiamo fatto perché più volte ci siamo confrontati, sia con Gabrielli prima, sia con chi è venuto dopo, ma lo faremo insieme alla Colmellere, lo faremo insieme ad Antonio De Poli, lo faremo insieme a chi vorrà, perché considerate che le 2 proposte sono state comunque sposate ad ampia maggioranza, e quindi credo che nel momento in cui andranno in discussione avranno anche lì una vasta condivisione. L'importante è farle arrivare, farle uscire da queste commissioni che ci bloccano. Questo è. Quindi ecco, partendo invece dalla legge, io non condivido assolutamente quella paura, quel pensare che effettivamente dover produrre delle carte, oppure, perché non c'è produzione di carte, c'è sicuramente un appesantimento rispetto magari ad alcuni passaggi che prima venivano fatti in modo diretto. Oggi magari dobbiamo stare un po' più attenti, ma questo credo che sia
semplicemente un cambio di quello che sta succedendo nella normale attività quotidiana, no? Quindi il registro unico del terzo settore non è un vincolo, non è un problema, è un modo per riconoscere i bravi, perché lo diceva prima benissimo, ci sono stati alcuni elementi del terzo settore che hanno approfittato di questo passaggio, e allora abbiamo sì associazioni sportive, abbiamo palestre e piscine che fatturano, insomma, che hanno milioni di euro poi di fatturato, o di fatturato in forma associativa, perché tu vai nella palestra e paghi una quota associativa, vai nella piscina e paghi una quota associativa, benissimo, ma non stai facendo sicuramente un'attività di volontariato, quindi andiamola a codificare in modo differente. Allora, il registro unico serve per riconoscere, e il registro camerale, se vogliamo essere così, delle imprese sociali, insomma di chi opera nel sociale, quindi di tutto il volontariato, che diventerà pubblico, perché dal mese di settembre o giugno, non ricordo bene adesso qui la mappa delle varie pubblicazioni che hanno messo Union Camere per la messa pubblica, ma chi vorrà avere a che fare con una realtà del terzo settore la può andare a cercare e riconosce cosa fa, chi è e come opera, come fanno oggi per le aziende, niente di che, ecco, insomma, un aspetto di trasparenza. Allora, su tutto questo c'è un ruolo importante che va a salvaguardare. Uno, intanto, partiamo dal presupposto, non perché abbiamo sempre fatto così significa che sia giusto e corretto, perché ci sono alcuni aspetti che sono sbagliati. E allora il fatto che qualcuno magari ci dice di correggerli è importante per tutti, perché correggiamo magari la rotta, no? E allora cominciamo magari a vivere alcuni aspetti in modo più organizzato, più preparato. E allora in tutto questo ci sta il lavoro che noi facciamo a livello nazionale, a livello regionale, che si diceva prima. La Regione Veneto è stata la prima regione in Italia ad aver introdotto la forma assicurativa delle Proloco. Io, grazie al lavoro che ha fatto Giovanni, mi sono imposto con grandi sacrifici, e lo sa bene Giovanni, e l'abbiamo imposta a livello nazionale. Allora, insomma, sembrano banalità, però aver messo a sistema una questione di sicurezza per le associazioni credo che sia un elemento importante, che ci fa cambiare magari il modo di vedere, perché dice vabbè, dobbiamo spendere dei soldi, dobbiamo fare questo, ma che cosa ci serve? Bene, non serve a nulla fin quando non succede nulla. Poi quando succedono magari è meglio se in questo caso la nostra associazione era coperta. Quello che viene dopo è registro dei volontari. Perché ci deve essere il registro dei volontari? Noi non l'abbiamo mai tenuto, oggi dobbiamo avere un registro fatto e vidimato dal notaio che va a essere aggiornato, devono essere i nostri volontari assicurati. Ebbene, d'accordo, non c'è dubbio. Allora, sì, è un appesantimento, però è anche un modo per poter dare la possibilità ai nostri volontari, uno, di essere assicurati e di essere magari loro e noi un po' più tranquilli. L'altro è quello di essere codificati, perché chi è un volontario e chi non è un volontario, perché durante una manifestazione ci possono essere diverse figure. Allora può essere un lavoratore, e in quel caso, se non è un volontario e sta lavorando all'interno di quella manifestazione, diventa un lavoratore in nero. È chiaro che noi dobbiamo magari dare le giuste indicazioni, non possiamo essere, sì, associazione, ma non possiamo essere contro le leggi, no? E allora quello ci dice, vabbè, noi abbiamo 100 volontari che operano, perché ci sono realtà con 100 volontari, con 150 volontari che animano quella collettività, e allora vengono codificati. Noi come organizzazione abbiamo messo
la possibilità di avere una quota veramente minimale, con 5 euro assicuriamo un volontario, abbiamo eliminato la possibilità del registro vidimato dal notaio attraverso la modalità telematica con il nostro portale di MyUmpli, quindi tutto semplificato. Capisco che poi là ci entra la digitalizzazione, i presidenti che magari non si sentono all'altezza o non vogliano magari pensare che oggi purtroppo la digitalizzazione è necessaria, e allora ecco, abbiamo semplificato i passaggi necessari per poter affrontare al meglio. Cerco di stringere, anche se anche vorrei lei, toccare un po' tutte. Tra l'altro io ringrazio Adriana per la sua pazienza nei miei confronti, perché mi ha dovuto inseguire per un po', poi abbiamo in qualche modo fatto, mi ha chiesto anche di fare le conclusioni, quindi faccio un doppio intervento, quindi chiedo se non vi sto annoiando, se vi annoio me lo dite che chiudo, ma comunque insomma cerco di stare nei tempi. Allora ecco, ci sono tanti altri aspetti in questo senso comunque importanti che vanno anche sull'aspetto contabile, e qui non posso che ringraziare, lo citavano prima, Angelo Moschetta, perché anche lì c'è un altro aspetto, quello contabile, fiscale, amministrativo, cioè insomma non possiamo pensare di essere anche lì al di sopra delle parti. Allora, se la legge ha chiesto un bilancio riclassificato, si è chiesto di essere anche poi presentato sul registro, ecco, anche lì c'è un motivo, perché non possiamo pensare che sì, siamo nel no profit e allora facciamo quello che vogliamo. E come sa benissimo Angelo, ma come sappiamo un po' tutti, purtroppo nel no profit a volte questo diventava un pezzo di carta, o con 4 conti iscritti diventava un bilancio. Allora, quello non può essere un bilancio, allora ci vuole magari un attimino di attenzione. E per questo noi abbiamo dei nostri professionisti che lavorano appunto per semplificare. Abbiamo messo a disposizione una rete di consulenti per spiegare come funzionano gli aspetti normativi, fiscali, eccetera, eccetera. Abbiamo dato gli strumenti, perché attraverso sempre il nostro portale abbiamo un programma di contabilità a disposizione che fa contabilità e bilancio, e lo fa per le associazioni che non hanno partita IVA e per chi ha una attività sia semplificata che ordinaria, quindi per tutti, e grazie anche alla formazione che faremo sia su come operare sia su tutto il resto, avremo le possibilità, ecco, di stare vicino a tutti. Quindi tutto questo, mi sono allungato un pochettino tanto. Cosa voglio dire? I problemi ci sono e li abbiamo visti, sono stati tutti codificati, però dall'altro lato c'è una rete nazionale, Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, c'è il forum del terzo settore, c'è un po' tutto il mondo che assiste a questo mondo che è il nostro dell'associazionismo. Allora, noi siamo intanto tra le prime 32 reti riconosciute dal Ministero del Lavoro. Abbiamo iniziato, lo diceva bene Giovanni, siamo stati tra i primi enti nazionali ad aver avuto modificato statuto e tutte le procedure. Abbiamo attivato quello per il nazionale, per i regionali, abbiamo attivato tutta la procedura per le proloco, abbiamo dato uno statuto adeguato, pronto per essere approvato e trasmesso al registro unico, quindi già da domani mattina, anzi da quasi ormai un mese, siete pronti per essere trasmigrati definitivamente, quindi iscritti nel registro unico, chi si deve iscrivere pronti per l'iscrizione senza nessun problema. Noi stiamo entrando dalla porta principale, i benefici qualcosa si è visto, ma lo vedrete man mano che poi si chiuderanno le porte per chi sta fuori dal registro, perché chi vuole operare nel terzo settore lo può fare sia dall'interno del registro sia fuori dal registro. Mi bacchette se devo chiudere poi, però ecco, chi deve operare con le pubbliche amministrazioni, con le manifestazioni, con
tutto il resto, ecco, non può stare fuori dal registro. Quando ci troveremo le porte chiuse, se vogliamo un contributo da una pubblica amministrazione, se vogliamo gestire un locale, se vogliamo gestire un museo, allora lì ci renderemo conto che dobbiamo essere in regola. Questo non significa, ripeto, cambiare la nostra vita, significa semplicemente mettersi in regola con quello che sta in modo correttamente facendo lo Stato. E attenzione, perché la riforma, che ha alla base un elemento fondamentale, ha riconosciuto ufficialmente il no profit, perché è la prima legge di sistema sul no profit. Non esisteva nulla, c'erano semplicemente due norme, che era la 383 e la legge sul volontariato, sulle associazioni di volontariato. Basta, è un lusso per chi ricorda qualcosa, il resto non esisteva. Questa ci dice che esiste il volontariato, che è riconosciuto, che ha una propria visione nazionale. Allora ecco, noi dobbiamo andare su questa, che è la strada che ci porta verso il futuro. E il nostro futuro è fatto di passato, è fatto di patrimonio immateriale, lo diceva benissimo Bruno Bareil. Il nostro futuro è fatto di passato, perché noi lavoriamo con il passato. Questo significa un lavoro molto forte che facciamo, e questo su quell'intervento di prima, perché il nostro lavoro è un lavoro di raccordo nella comunità, ed è forse alla base di quell'ultima slide, in cui effettivamente riesce a operare il passaggio generazionale. Andiamo nelle manifestazioni, troviamo il nonno con il nipote, il padre con il figlio, che lavorano insieme, che si tramandano la tradizione, la cartapesta, la manifestazione, la sagra. Allora, li abbiamo portati per 100 anni, per 200 anni ad oggi, grazie a questo passaggio generazionale. E questo passaggio generazionale in modo proprio importante è stato portato avanti dalle Proloco. 140 anni fa nasceva la prima Proloco a Pieve Tesino e aveva come elementi l'abbellimento del proprio comune. Oggi i nostri nuovi, la sostenibilità, tutti gli elementi di oggi sono quelli che 140 anni fa avevano previsto nel proprio statuto i costitutori della prima Proloco. Allora vuol dire che c'è qualche cosa che comunque ritorna sempre, che è alla base della nostra vita associativa. Se noi abbiamo da sempre voluto la bellezza nel nostro paese, se abbiamo voluto il bello, che poi sta anche alla base dello stare bene insieme, perché una comunità, quando vive in gioia, l'abbiamo visto da quello che veniva detto, se noi diamo la possibilità di fare qualcosa, non c'è bisogno che diamo l'aperitivo, noi facciamo divertire, facciamo mangiare, facciamo veramente festa in ogni luogo, e facciamo 25.000 sagre su cui abbiamo un marchio di qualità, e qua ringrazio il nostro consigliere nazionale Rino Furlan, nonché responsabile appunto del marchio sagra di qualità. Li facciamo divertire, gli facciamo anche mangiare le eccellenze nazionali. Anche su questo abbiamo forse un grande apporto. Prima c'era Federico che parlava di agricoltura. L'agricoltura è un altro elemento di turismo e di grande impatto per noi, perché noi uniamo l'esaltazione dei prodotti tipici attraverso l'evento, attraverso la trasmigrazione. Presidente, ma se lei continua a parlarci di cibo, si è fatta una certa ora, cioè è l'una. Ecco. Ci sta portando l'aperitivo. Sto portando proprio al pranzo, perché parliamo di prodotti tipici, e il Veneto credo che in questo abbia un ruolo sicuramente straordinario. Adesso non so Giovanni come ci allieterà con i prodotti tipici di Treviso, ma abbiamo assaggiato e provato il prosecco, l'abbiamo provato qualche giorno fa giovedì a Roma, nella vetrina di Roma, lo proveremo anche qui. Quindi chiudo dando quello che è il nostro messaggio. Siamo una grande rete, forse siamo la rete più diffusa in Italia. Il dottore Ferrero lo potrà confermare, 6.300 realtà,
forse 1 milione o più volontari, ecco, che lavorano costantemente per la propria realtà, che lavorano per esaltare il patrimonio immateriale, per esaltare il patrimonio materiale, per esaltare quello che sono le tradizioni, la vita e la propria convivialità. Allora, questo è quello che secondo me sta alla base della nostra grande famiglia, e credo che grazie anche a questo momento di approfondimento possa essere utile a farci andare avanti, a farci crescere e a farci affrontare ancora meglio il futuro. Grazie. Grazie al Presidente Nino Laspina. Scusate se... E anche per la simpatia con la quale al termine abbiamo dialogato. Abbiamo concluso. Che dire, grazie a tutti i volontari e alle vostre attività. Buon pomeriggio.